continueremo a parlare dei diversamente agili. Io l'ho promesso ieri mattina, proprio davanti a queste telecamere, perché trovo scandaloso la situazione nella quale si trovano le famiglie, le persone stesse che diversamente agili, che avrebbero diritto di lavorare, di avere uno stipendio adeguato al lavoro, come tutti gli altri, di vivere la quotidianità che viviamo noi, e invece siamo molto indietro. Ma che problemi ci sono? È arrivata il ministro della disabilità, la dottoressa Locatelli. Chi è che l'ha invitata? Chi è che è stato invitato a questa riunione? Chi ha scelto le associazioni che dovevano partecipare per fare uno scambio anche di idee, di vedute? Eppure siamo tutti quanti iscritti regolarmente alla Regione. Io penso che tutti dovevamo poter dire la nostra alla ministra Locatelli, fare un grande convegno, visto che il Veneto ha il numero più alto di associazioni di volontariato. Ma nessuno sa niente, pochissimi. Capite come funzionano? Io dico sempre, lo ripeto, che io non ne posso più di questi cerchi magici, che se fai parte vieni invitato, se sei all'interno di un mondo molto conosciuto ma importante, dove c'è anche un grande business, allora ci siamo. Invece non ci siamo proprio. E io ho il coraggio di dirle queste cose, ma sono l'unica. Perché? Perché c'è la paura, c'è l'omertà, bisogna che stia buona, attenta, sennò chissà cosa mi succede. Invece dobbiamo smetterla, perché stiamo facendo del male a queste persone, alle persone che dovrebbero essere supportate, aiutate, alle famiglie. Avete sentito la telefonata di ieri, il papà di ieri cosa ha detto, il papà di Davide. Io questa mattina ho una graditissima ospite. Presentati, chi sei? Buongiorno a tutti, ciao Mirella, io sono Chiara Ircetti, vengo da Mirano e sono nata a Mirano e abito a Santa Maria di Sala. Ho scritto questo programma innanzitutto perché sono molto fiera di aver scritto un libro che è in fase di pubblicazione. Vediamo anche la copertina. Vai, parla. E intanto. questo libro si intitolerà Sorrido a me stessa ed è la mia storia, la mia autobiografia che riguarda l'epilessia, la mia storia con l'epilessia. L'epilessia che è una malattia che mi è sorta all'età di 14 anni e con la quale convivo a tutt'oggi. Nell'arco di tutto questo tempo si sono aggiunte tutta una serie di altre patologie, quindi ho una concomitanza di pluripatologie. E ho un'invalidità e sono stata assunta nel lavoro attraverso le categorie protette. E questo libro però vuole sottolineare in forma autoironica la mia storia. Però di vicissitudini legate a questa malattia ne ho viste a bizzeffe. Potresti scrivere 10 libri, sono convinta. Potrei scriverne altri 9 sicuro. Il primo è stato scritto, quindi speriamo in altri libri. E sono molto contenta intanto di essere qua, anche un po' emozionata, ma ho deciso di scrivere qua perché in qualche modo sentivo che la tua figura mi rappresentava, perché hai sempre avuto molta premura nei confronti delle persone che hanno una disabilità. Io faccio parte innanzitutto, volevo dire, di un coro, che è il coro dell'Avid, che è ex Fiorellini, e la maestra mi ricorda molto te perché anche lei ha i capelli rossi ed è una persona anche lei che ha, diciamo così, 2 palle quadrate. E in questo coro vedo quella che per me è la vera inclusione delle persone con disabilità. Disabilità parliamo di tutti i tipi, dalle persone che sono in carrozzina, persone autistiche, di tutti i tipi. E lì vedo che non viene fatta nessun tipo di distinzione, cioè tutti sono accolti, tutti hanno un valore. Valore che invece nella mia vita io dicono che mi disestimo, però secondo me ci sono anche dei motivi, perché i motivi non nascono semplicemente perché la persona ha una poca autostima, ma nascono anche da contesti esterni dove la persona non viene valorizzata. Ci tengo a raccontare dei fatti che riguardano l'epilessia perché vorrei rappresentare delle persone che hanno questo problema e delle cose in cui il mondo non tiene minimamente conto.
Allora, siamo nel 2025 e per esempio gli effetti ottici, gli effetti sono sempre maggiori a partire dai videogiochi alle luci di Natale, ma nessuno tiene conto che dietro a questi effetti invece ci sono delle persone che per le luci intermittenti hanno delle crisi, perché le frequenze di un certo tipo le causano. Agli occhi delle persone questo può risultare molto strano, anzi sembra quasi che tu voglia fare la protagonista, sembra che avanzi sempre delle richieste un po' troppo esose rispetto a quello che invece non capiscono che, non lo so, partecipare a una sagra, partecipare a una città illuminata a Natale che abbia le luci intermittenti, per noi invece è il contrario. Ecco. Allo stesso tempo faccio delle riflessioni che riguardano sia lo stigma che c'è su questa malattia. Allora vorrei raccontare 2 episodi. Io nell'età scolastica sono stata allontanata dal mondo della scuola perché loro dicevano che avevo bisogno di un insegnante di sostegno. Realmente, se sono qui di fronte a voi, penso che dimostro che una testa ce l'ho. La mia difficoltà era quella di rimanere concentrata dovuto un po' al fatto dei farmaci che assumo, e concentrata perché per me sostenere una giornata intera, che fosse a scuola o che fosse nel lavoro, è a tutt'oggi impensabile. Dopo esattamente 22 anni che ho un'invalidità, finalmente l'anno scorso mi hanno concesso la legge 104. Non si sa cosa sia cambiato dal prima al dopo, e probabilmente solo che ho alzato un po' la voce. Ecco. Finalmente. Però praticamente io ho avuto circa 31 ricoveri per l'epilessia. Durante questi ricoveri un sacerdote, e questo lo racconto anche nel libro, ha voluto sottopormi a diversi riti di esorcismo, perché riteneva che l'epilessia fosse dettata dal maligno. Altra cosa importante, quando io ho finito la scuola, allora io intanto dovevo andare a scuola con dei parametri diciamo un po' particolari, nel senso che avendo delle crisi, avevo 3-4 crisi al giorno, dovevo andare a scuola con un ciuccio appeso al collo e dovevo andare a scuola con un caschetto in testa perché cadevo. Quando mi sono presentata all'esame di maturità, ed era praticamente il primo anno in cui c'erano sia la commissione interna che la commissione esterna, e mi presentavo e venivo da 4 mesi di ricovero annui, per cui facevo ragioneria, ma realmente ho perso tutta la parte di spiegazione della ragioneria, per cui presentai il compito in bianco. Quando mi trovai all'orale mi dettero questo compito, mi dettero 4 e mi dissero che ero stata brava. Allorché io non capivo più niente, dicevo ma com'è possibile? Allora, lo scritto di italiano era andato bene, però in ragioneria avevo 4. Ma ricordo ancora le parole di quel professore che mi disse che quel 4 valeva un 8, perché per una persona disabile che faceva 4 mesi di ricovero annui era impossibile seguire quello che era un programma di ragioneria. Ma allora quel 4 che io ho preso in ragioneria e che poi è stato valorizzato in quello che è stato il mio diplomarmi, il mio dirmi guarda ce l'hai fatta in questo, perché non viene considerato oggi che ho 44 anni anche sul tema tipo del lavoro? Perché io vorrei chiedere a voi e a casa, se qualcuno vuole intervenire, anzi sarei molto grata, quanti di voi vedono le persone disabili inserite nel contesto del lavoro essere valorizzate, fare una progressione di carriera nel mondo del lavoro? Perché io vedo come la nostra categoria una serie di persone che in qualche modo, soprattutto se rompi le scatole, devi essere collocato, ma poi rimani lì in un angolo. E se tu provi a parlare, come dici tu, probabilmente bisogna stare attenti a come si parla, sì, per la paura di... Però io dico, io sono anche fortunata perché sono inserita in un contesto, lavoro al Comune di Milano, però sono 22 anni che sono lì e la crescita professionale non avviene. Io ho provato anche a parlarne, mi dicono che bisogna fare dei concorsi, diciamo che secondo me se uno vuole qualcosa si può fare, anche per una crescita magari orizzontale piuttosto che verticale.
Penso però alla realtà che vivono tante persone che hanno il mio problema, oppure quello che è stato il mio affacciarmi al mondo del lavoro. Prima ho dovuto fare un corso del Fondo Sociale Europeo. Non mi retribuivano niente perché ero 11esima, i primi 10 prendevano 150.000 lire. Sentite bene, ascoltate. Perciò tu per quanti anni hai preso 150.000 lire? Allora, io prima ho fatto un corso del Fondo Sociale Europeo, che era la scuola più il lavoro, e è durato 6 mesi e ho preso 150.000 lire. Poi mi hanno inserito in un percorso formativo, dicendomi che al termine di questo percorso probabilmente sarei stata assunta. Ho lavorato all'ospedale di Dolo, facevo la scansione delle cartelle cliniche e lì praticamente, terminato il periodo, non mi davano neanche il cibo che veniva buttato via dal personale dipendente che non mangiava. Non avevo neanche diritto a un buono pasto, non mi davano niente, nonostante buttassero via la roba dalla mensa. Ho lavorato per 6 mesi lì, poi non c'è stata nessuna opportunità di inserimento. Da lì praticamente mi hanno inserito a fare vari tirocini. Sono stata prima presso una cooperativa alla Rivincita, ma quella era una cooperativa fatta apposta per persone con epilessia, però per me era troppo distante raggiungerla e per cui lì era una cosa gratuita. Ti pagavano forse 50 centesimi al prezzo che facevi, però lì è stata una cosa durata proprio pochi giorni. Poi ho fatto altri percorsi e fino a quando sono stata inserita in comune, dove un primo periodo anche lì ho dovuto fare questo tirocinio sempre a 150.000 lire al mese. Al mese. Poi mi hanno inserito invece come contratto di Cococò, come collaborazione, e lì ho preso il normale, diciamo, stipendio. Cos'è lo stipendio? Lo stipendio era intorno ai 1.100-1.200. Il solito stipendio, quello è. Sì, sì, cioè, sì. Fa qualsiasi lavoro, a parte se non hai determinate però capacità. Voglio dire, siccome non ho mai smesso di lottare e scrivo tantissime volte, perché l'altro aspetto, secondo me, molto critico per noi disabili è l'aspetto sanitario. Io praticamente ho una media di 2 visite alla settimana. E volevo portare qua tutto il plico delle mie cartelle cliniche perché sono sempre in lista d'attesa. Poi se chiamo l'URP non risolvo niente, scrivo la Lanzarin e lì chissà perché vedo che mi chiamano e mi danno le visite nei tempi previsti. Però parliamo anche dell'aspetto psicologico. Tutto questo mi porta a uno scompenso, mi porta a essere sempre in uno stato di combattimento, mi porta anche ad avere delle crisi, perché sono sempre sollecitata costantemente da un inseguimento, da un qualcosa in cui devo lottare, ma lottare alla fine dico per dei diritti. È per questo che ho voluto scrivere questo libro, per dire questa cosa qua, e anche per arrivare, io vorrei tanto arrivare al nostro presidente Zaia, per il quale io avrei anche un debole, però dico: Presidente, lei dice sempre che la sanità è l'eccellenza veneta, che non ci sono più le liste d'attesa, ma io vorrei mostrarle tutte le impegnative che ho a casa, per le quali sono in lista d'attesa. Allora, in questo rivedo un po', mi sembra di vedere un po' un piano politico. Dopo il Covid, se io vado all'ospedale nel pomeriggio, io vedo le radiologie completamente svuotate e mi domando: ma sono in lista e non c'è nessuno, ma c'è davvero questa carenza di personale? Secondo me no. Allora fermiamo un momento, Chiara, la facciamo respirare, l'ho lasciata parlare perché solo lei può spiegare quello che accade, quello che ha vissuto, quello che vive e quello che dovrebbe essere per lei una quotidianità normale, con le proprie visite, il proprio lavoro, la propria quotidianità. E invece non è che Chiara, a mio avviso, dovrebbe scrivere alla dottoressa Lanzarin, che salutiamo perché la conosco anche molto bene oltretutto, e da là si muove. Sì. È come quando chiamano la Mirella, allora la Mirella si muove e allora arriva, almeno cerco di risolvere il problema e vado dai numeri 1, che a mio avviso in questo territorio sono i sindaci al momento, perché più in là non vai. Cioè c'è qualcuno che dovrebbe fare il lavoro che dovrebbe fare, dare la risposta alla tua richiesta, e non viene fatto. Ma come mai interviene la Lanzarin e allora si apre questa porta?
Cioè non può funzionare così, non deve funzionare così, perché la sanità, per quanto brava, bella e buona, ce la paghiamo, cioè non è che te la regalano. Tu la paghi la sanità, e la sanità funzionava benissimo con Tina Anselmi, che aveva capito l'importanza di essere vicino alle persone, di ascoltare le persone, di dare quello specialmente anche alla figura femminile che aveva bisogno. Non penso che la sanità abbia funzionato solo negli ultimi anni, no, bisogna anche avere il coraggio di dire che non è così. I nostri ospedali funzionavano benissimo. Stanno distruggendo tutto, stanno togliendo tutto, siamo diminuiti come popolazione, non abbiamo più i servizi, mancano i medici di famiglia, non si trovano, mancano infermieri, manca tutto. Ma qualcuno sapeva? Oppure ci sono le date, qualcuno le ha lette, ma si deve intervenire dopo o si doveva intervenire prima? Non si doveva fare prevenzione prima? Sapevi benissimo i medici che sarebbero andati in pensione, sapevi benissimo che le carenze dell'ospedale e quello che funzionava. Invece è entrato un business pazzesco, il business del cemento. Un business che fa rabbrividire la pelle, nessuno parla, una speculazione inaudita. Invece noi abbiamo il coraggio di dirlo. Ma stiamo scherzando? Queste persone sono pagate da noi. Sono pagate da noi. Quando arriva a fine mese il bonifico nel loro conto corrente, sono i nostri soldi che vanno e loro dovrebbero fare quello che noi gli abbiamo delegato a fare: portare avanti l'Italia, il popolo italiano, le persone che hanno bisogno, supportare le difficoltà delle famiglie. Cosa stanno facendo? Abbiamo Rinaldo, vai Rinaldo, poi andiamo anche da parente perché faremo i fuochi d'artificio, stamattina facciamo i fuochi d'artificio, parente, tienti pronto, vai Rinaldo. Il discorso di Chiara è doloroso e vergognoso, perché una ragazza come Chiara, va bene, che scrive 4-5 libri, non ritenuta in grado di lavorare, bisogna essere ori via col cervello, perché non mi pare che Chiara sia una persona che venga trattata in quella maniera che sia. Ma dove siamo arrivati? Ma vivremo su un mondo del cacca, Mirella. Purtroppo ti dice signora Beltra della lingua cetta. Quello che ti ha da dire al ministro e a tutti quanti, che io digli sul muso e ti resterà per sempre nelle scatole, perché sei in cerca di cavalleria. Ma dia forza nostra, che ha milioni di persone così. Se ti tocca a te, i casca a tutti, te lo dico a me. E una figlia come Chiara, solare, bella, piena di buona volontà, piena di buona a fare di tutto. Ma perché non vediamo la possibilità? Dobbiamo da strassarla come una roba che non serve a niente a mettere su un cartone. Ma una volta, Mirella, che io dico sempre, bronca le scatole, ma daremo più buoni con le persone che avevano male. Io mi ricordo una volta, quello che era normale, era più diffuso, e mi ricordo che quando uno aveva un attacco epietico, in altri fiori, la crescevamo, 12, 13 anni, non sapevamo cosa fare, dare, cos'are, per aiutarlo, perché se potevamo fare qualcosa, lo facevamo. Adesso che avessimo anche la possibilità, non facevamo niente. Vergogniamoci, gli italiani mettevano una bella medaglia del cartone, vergognevi. Ciao Chiara, tutto il bene del mondo per te Chiara. Va avanti per l'autostrada. Ciao Chiara. Grazie. Ciao Rinaldo, grazie per le parole. Io penso di fare quello che dovrei fare come persona, indipendentemente dal ruolo che ho e da dove lo svolgo, che ringrazio sempre immensamente la famiglia Yiannakopoulos che mi dà questa possibilità, questi editori che hanno capito l'importanza del sociale, di riuscire a entrare nelle case con il sociale, quel sociale che non si sente, che non si vede, far parlare queste persone,
Ecco, io cerco di fare questo, di dare voce agli ultimi. È il mio ruolo, non c'è niente da fare, ce l'ho nel DNA, Chiara. Per fortuna. È così, sono nata Per così fortuna. e vado avanti così finché mi lasciano. Come dice Rinaldo, in molti tentano di farmi fuori, è molto difficile, perché se dire una sbagliano cosa? colpo mi alzo Sul e là termine. sono problemi. Prima però voglio salutare Antonio Parente, direttore creativo. Ciao Antonio, come stai intanto? Buongiorno, buongiorno. Tutto bene, buongiorno. Tutto bene, mi fa piacere. Allora Chiara ha parlato di fuochi, allora io vorrei vedere questo video proprio per iniziare con i fuochi d'artificio. Ho iniziato questa nuova ondata di trasmissione che durerà tutto l'anno, spero. Spero, non si sa mai nella vita cosa può succedere, però io ci provo e partiamo con i fuochi d'artificio. Vai! Antonio, guarda, veramente grazie per il video. Mi fa piacere avere questa mattina Chiara Ercetti, perché siccome a lei le luci danno fastidio, invece dalla televisione li ha guardati tutti. Hai capito, Antonio, cosa riusciamo a fare con la televisione? Riusciamo a far Non vedere saprei se è anche alle diverso persone o no, ma che forse- dal vivo magari non riescono a vedere, e lei era veramente meravigliata, estasiata da quello che ha visto, da quello che riesce a creare e a fare. Com'è la situazione? Come vedi anche il mercato in America? Tu vai nel mondo, come vedi la situazione, Antonio? E questi fuochi che piacciono veramente in maniera incredibile a tutti? Un po' è cambiata, cioè nel senso si sta un po', diciamo che la tendenza è quella di limitare il numero degli spettacoli e magari farli un po' più particolari, un po' più curati, più silenziosi, in modo da rispettare un po' anche tutto quello che è l'ambiente e diciamo anche tutto l'inquinamento e cose del genere. All'estero ci puntano molto di più, ci credono molto di più che in Italia, vi dico la verità. In Italia c'è una tradizione molto più lunga, è logico, è una cosa di tradizione chiudere una festa, una sagra, qualsiasi cosa con i fuochi. All'estero puntano molto agli eventi e ci credono un po' di più, poi quando sentono parlare di italiano sono ancora, cioè, sfavillano quando vedono e sentono che un italiano va a fare un lavoro, perché ci tengono, sanno la creatività nostra che è ancora unica al mondo e quindi dobbiamo portarla sempre
con rispetto e con valore. Ecco, questo ci rende anche abbastanza contenti di questi risultati, no? Alla fine non va malissimo, ecco, diciamo che può sempre andare meglio, ma non va malissimo. Guarda, mi fa piacere perché anche dai una certa serenità come i giovani. Io ho i giovani, Antonio, quando li invito in trasmissione loro sono ottimisti e sai come finiscono? Quando dico come ci lasci? Con l'ottimismo e dicono vedrai Mirella che prima o poi ce la faremo, un passetto alla volta. Sì. Ma saremo noi a vincere, perciò capite quanto importanti sono le tue parole, basta vedere anche nel mondo, come hai detto tu, i ricercatori, veramente i geni, non c'è niente da fare. Da qua quasi sempre si parte, da qua al Louvre, al grande Louvre, ci sono i nostri pittori, anche molti, forse quasi tutto il Louvre è fatto dagli italiani, da questi geni che avevamo, ma qui in Italia, sai, il genio è visto come una cosa che non dare importanza, non aiutare, è un genio e chi se ne frega. E i saccenti della politica, hai capito come funziona? Allora abbiamo Yolanda da Milano. Ciao Yolanda. Ciao, buongiorno, potrei interloquire con Chiara un attimo? Prego Yolanda, prego. Sì. Allora, vorrei fare i complimenti a Chiara, che conosco e che stimo. Grazie. Brava, Yolanda. Complimenti. Sì, vorrei fare i complimenti a Chiara. Non ascoltare la televisione, Yolanda, basta la televisione, sennò è il sottofondo, parla solo al telefono. Molto in gamba, come posso dire, condivido tutto D'accordo, aspettate un attimo che... Vai tranquilla Yolanda, siamo qui. Non riesco a trovare il telecomando. Allora, condivido tutto quello, non trovo, vabbè, non importa, condivido tutto quello che dice Chiara, perché anch'io tutto quello che ha detto Chiara e la signora e il signore, anche perché io ho attraversato un percorso sanitario molto impegnativo, molto duro, dal quale non sono ancora uscita e ho sperimentato poi delle cose, delle situazioni molto dure, molto difficili al tempo del Covid, su cui avrei molto da dire. Condivido quello che ha detto la signora su Tina Anselmi, Santa Tina Anselmi. Vorrei dire a tutti di ricordare quello che disse Michela Murgia pochissimo tempo prima di andarsene, quando disse: se c'è qualcosa per cui scendere in piazza è proprio il sistema sanitario. Dovremmo tutti essere uniti e chiedere e affermare i nostri diritti, perché ce la paghiamo, come ha detto la signora, ce la paghiamo questa sanità. Quindi Chiara, coraggio, forza, siamo con te e grazie. Grazie Yolanda, grazie. Allora le persone naturalmente per la prima volta che riescono a prendere la linea e vogliono parlare, la prima cosa da fare è abbassare la televisione completamente, parlare al telefono tranquillamente, senza star là a aspettare quando il nostro tecnico, la regia dà il via, voi parlate al telefono tranquillamente, ma mi raccomando la televisione va abbassata del tutto e parlate tranquillamente che noi vi sentiamo e vi ascoltiamo. Allora, quello che volevo chiederti, Antonio Parente, a me interessa molto, tu sei un imprenditore e qua i numeri non tornano nel senso che il mondo della disabilità, come ha detto Chiara, fa fatica a collocarsi a livelli diciamo anche come si può dire, una rivincita anche come qualifica, nel senso vengo assunto come esso impiegato, ma poi avrei voglia anche di salire la scala, ma questa scala non si fa. Non c'è, addirittura non c'è per loro la scala, cioè non c'è neanche i gradini, cioè mettono là e portano via la scala.
Cosa vorresti dire tu da imprenditore? Lascia perdere, fai i fuochi d'artificio con Chiara, perché non vengono assunti? Perché non riescono a fare quel passo in più per arrivare anche loro alla vetta? Che sono delle persone fantastiche, come avete sentito anche ieri Davide, il papà, il signore che ha telefonato. Cosa c'è che non va in Italia? Perché non so, all'estero non mi sembra che sia proprio così. No. Come la vedi la situazione? Cosa vuoi dire a Chiara, Antonio? Secondo me ignoranza, c'è un po' di ignoranza, perché all'estero non è così. Ve lo garantisco, io ho un po' di esperienza, ho girato un po' il mondo e ho visto senza nessun problema che chiunque abbia anche una disabilità naturalmente gestibile può lavorare, fare qualsiasi altra cosa che fa una qualsiasi altra persona, quindi non vedo questi problemi. Purtroppo in Italia, secondo me, questo è il mio parere, c'è un po' di ignoranza e questa cosa viene un attimo bypassata e male. È brutto dirlo, è veramente brutto dirlo, questo non ci fa onore. Spero che un giorno cambi e sia sempre meglio, e mi auguro che venga risolto quanto prima una cosa del genere. Io anche nel mio piccolo, per esempio, nella mia attività, è un'attività particolare, perché noi facciamo lavori con materie pericolose e tutto, però alla fine abbiamo anche noi all'interno dell'azienda una persona o due che hanno minime disabilità, che sono gestibili per il nostro tipo di lavoro, per fare lavori catena o altre cose, ma è una cosa che dovrebbe essere normale, cioè alla fine non dovrebbe esserci queste differenze, ecco, questo mi spiace sentirlo. Senti Antonio, un'altra cosa che volevo chiederti è appunto il lavoro, questi giovani che molti dicono, e io non sono mica convinta, non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di fare niente, non hanno manualità, prendono il diploma o la laurea, ma poi quando li metti nel pratico non riescono a muovere le dita, non riescono a capire, ecco, anche di pensare al lavoro che stanno facendo, perché non c'è la manualità. Tu come vedi la situazione? È proprio colpa di questi ragazzi o c'è qualcuno che deve pensarci prima, iniziare a fare... Vai Antonio. C'è qualcosa che non quadra, perché io ho visto, soprattutto negli ultimi anni, gli ultimi ragazzi che anche noi assumiamo o proviamo ad assumere, che vengono con la voglia di cercare un lavoro o entrare nel mondo del lavoro, pochissimi riescono, pochissimi vanno avanti, ma per loro scelta. Perché? Perché manca, ma sono un po' agiati, secondo me, questi ragazzi del giorno d'oggi, la maggior parte. È un male comune, non solo nel mio settore, presumo. Sono molto agiati, stanno bene, prendono la vita un po' così, non hanno la fame di crescere lavorativamente, anche professionalmente, internamente. Gli manca proprio quella cosa che noi avevamo, io, la mia generazione, ma penso anche le generazioni precedenti, era normale. Crescere anche interiormente e imparare a superare barriere, limiti che magari tanti sono lì tranquilli che aspettano che gli venga tutto regalato, ma non è così, bisogna sudare, bisogna veramente impegnarsi, non è proprio al giorno d'oggi, è un po' un male comune questo. Sì, ma il primo anello della catena è la famiglia. Se tu hai la famiglia, questi genitori, anche giovani genitori che non riescono a capire l'importanza di far crescere il figlio con i propri sbagli, le proprie cadute, e non essere subito là pronti a farlo rialzare, ma si deve rialzare da solo, iniziare a camminare da solo, non andiamo da nessuna parte. Perché vedi, il problema è che non si vogliono impegnare, perché è difficile dire di no al figlio. Il no impegna molto più del sì, e il no diventa un problema. Hai capito? E allora ti dico sì, ho risolto il problema, la famosa paghetta, ma è normale avere la paghetta? Io non so, ma cosa ci fanno con la paghetta? No, devono fare le cose, punto e basta. E poi se sono bravi andiamo assieme a mangiarci la pizza, a mangiarci il gelato, andare dove vuoi tu. Ma cos'è sta paghetta a 10 anni, che poi non basta mai, perché poi quando hanno 12-13 capiscono che quei soldi non sono sufficienti e se li procurano in altra maniera, col genitore che dice ma mio figlio è il più bravo ragazzo del mondo, ma cosa state dicendo? Allora abbiamo Maria Cristina da Milano, vai Maria Cristina.
È caduta la linea, vediamo se la riprendiamo. Allora, Yolanda, cosa vuoi dire? Scusa Yolanda, Chiara, cosa vuoi dire sia a Yolanda, adesso riprenderemo Maria Cristina che è caduta la linea, Allora, e anche a quello che ha detto Antonio. Io volevo dire due cose anche riguardo della famiglia, collegandomi anche al signore che è collegato. Allora, nel mio caso non sono cresciuta che la mia famiglia mi dava una paghetta settimanale. Diciamo che però l'inclusione a volte glielo incolpo un po' anche a mamma e papà, perché abitando in un paesino che non è rifornito dai servizi pubblici, e questo lo preciso un po' nel libro che spero anche acquistiate in tanti, praticamente quando io ero piccola loro non pensavano che avevo bisogno di essere inclusa, ed è per questo che adesso mi ritrovo grande ad avere una ristretta cerchia proprio di amicizie, perché nell'epoca dell'adolescenza non mi hanno mai portato, non so, a fare uno sport, mi sarebbe piaciuto suonare il pianoforte, ma non c'erano i mezzi per farlo. A volte non c'erano né i mezzi economici, ma neanche i mezzi dal punto di vista propriamente dell'auto, quindi mia mamma non poteva portarmi a fare uno sport, e poi incombeva la paura che mi potessero capitare queste crisi. Quindi dai 14 ai 22 anni io ho vissuto un'adolescenza che era casa, chiesa e oratorio. Ti fermo un secondo, Chiara, perché abbiamo Adriano, se no mi cade ancora la linea. Abbiamo Adriano da Venezia, vai Adriano. Ciao, intanto buongiorno ai signori. Va bene, volevo dirti una cosa, Mirella. Mi è molto piaciuto quello che hai detto sul discorso di questa indifferenza totale, perché guarda, ho voluto fare un esperimento una volta, te lo giuro. Allora io ero bilingual, ok? Ho voluto provare e sono stato deluso. La gente mi chiedeva, Adriano, chi possiamo votare? Votate Lega Nord. Va bene Adriano, e abbiamo portato su Lega Nord. Abbiamo provato dopo 5 anni, la gente mi chiedeva, Adriano, chi è che votiamo? Votiamo 5 Stelle, va bene? E dopo 5 anni non si sono mai fatti vivi queste persone, ok? Dopo 5 anni hanno il coraggio di venire dove abiti, va bene? Sicché dopo mi hanno chiesto, Adriano, cosa possiamo votare? Ah, vota Fratelli d'Italia. Penso che stanno cambiando questa Italia. Per amor di Dio, si vede un po' di buona volontà, non voglio dire di no, ok? Perché si vede, però è sempre pochissimo. C'è un'indifferenza che vorrei che tu facessi una trasmissione invitando soprattutto questi politici che fra 2 mesi, 3, vogliono essere eletti, che abbiano il coraggio di metterci la faccia e di dire realmente cosa vogliono fare per questa Italia. Poi devo dire una cosa che trovo anche molto vergognoso, no? Perché siamo in Europa, perché ci riempiamo la bocca con questa Europa, però sinceramente noi, vedo in Svezia, in Danimarca, altri paesi, non abbiamo le cose che hanno loro. Vedo molti italiani che non sono in possibilità di curarsi i denti. Addirittura abbiamo le bocche, se tu le guardi le bocche italiane, te li devi pagare, se no alla fine qui. E invece in Svezia, anche pagando l'80%, sei curato, ti curano di più la bocca, l'estetica, certe cose ci sono. Voglio dire, qui in Italia dobbiamo solo pagare, stare zitti. Io sono uno come la Chiara, ho lottato una vita, perché è una vita che io sto lottando e ho aiutato molti disabili, molte persone. Mi dispiace sentire questo, però sono stato contento oggi, perché ho sentito una cosa che la Chiara ha detto e mi è successo a me, va bene? Sul discorso della sanità. Allora io voglio dire una cosa, ma questa sanità chi è che l'ha rovinata? Guardiamoci bene indietro, perché noi lo sappiamo, io ho 70 anni, va bene, guardiamoci bene indietro. Tutte queste persone che hanno rovinato la sanità sono ancora lì nel suo posto. Allora mi chiedo, ma è giusto studiare? Cosa mandiamo queste persone a studiare cosa?
se alla fine non sono capaci di tirarsi su i pantaloni. È una vergogna. Io direi che sarebbe giusto anche il sindaco, perché devi mettere un imprenditore sindaco? Io ho fatto 10 anni di scuola, prendevo il quaderno e la penna, seguivo la municipalità di Favaro alla sera fino alle 2:30, anche 3 di notte, per capire, perché tante volte dico, può darsi che sia io fatto male, può darsi che sia io che non capisco niente, ma sai Rosa, sei un rompicoglioni Rosa, sai Rosa, sei sempre solamente un rompipalle Rosa, però Rosa con le sue battaglie, perché mi conoscono ancora molto bene e non è che mollo, sto aspettando perché mi sto preparando a una bomba atomica. Allora Perché aspetti, qui in è attesa della vergognoso. bomba atomica devo salutarti perché incombe la pubblicità, devo mandare, ti ringrazio Va bene. Adriano veramente della telefonata, ci sentiremo ancora spero, vai Adriano, mai mollare, bisogna andare sempre avanti, pubblicità. Antonio Parente, ci stupisci sempre di più, ma cosa riuscite a fare? Cosa riesci a fare? Ecco, la genialità, la creatività, quanto è importante. Io penso che sia una cosa che ce l'hai nel DNA, cioè un creativo è un creativo prima o poi, ecco, tu lo sei e si dimostri e poi avrai anche la squadra, ma c'è sempre una radice dalla quarta parte, la creatività. Cos'è la creatività per un lavoro come il tuo, Antonio? Diciamo che è tutto, perché adesso si usano software e cose del genere che ti danno un po' di idea di quello che puoi creare, ma fino a qualche anno fa non c'erano, ed era diverso, perché alla fine sforzavi la testa a ragionare, a pensare per coreografie sempre più nuove o altre cose, prendevi ispirazioni dalla natura, dai fiori, dai quadri, da altro, e la creatività è anche quello, insomma, spaziare, cioè non darsi limiti, tutte cose del genere. Quindi è una cosa abbastanza essenziale, ma penso per qualsiasi lavoro, non solo per il mio. Il mio è un po' diverso, perché alla fine devo cercare il modo di far stupire le persone e non è sempre facile, però diciamo che tanti lavori hanno bisogno di una parte creativa, soprattutto di una testa flessibile che aiuti a trovare la parte creativa. Abbiamo Maria Cristina, è riuscita a riprendere la linea? Maria Cristina, ciao. Sì, ciao. Ciao, posso parlare? Prego, prego Maria Cristina. Allora, io sono quella maestra dai capelli rossi che ha detto Chiara che ci assomigliamo. Ah, ciao Cristina!
Ciao Chiara, ho chiamato intanto per fare emozionare Chiara, perché non era sufficientemente emozionata. No, sto scherzando. Volevo dire a Chiara che tutta l'Avid è qua con lei. Grazie. Perché voglio riportare solo un attimo a quando la signora Mirella ha aperto la trasmissione, che ha detto il Veneto ha il maggior numero di associazioni di volontariato e che questo ci rende veramente orgogliosi. Noi siamo un'associazione di volontariato, diciamo anche se numerosa ma molto piccola, però sono contenta di poter dire che in mezzo a tante cose che non vanno, il volontariato qui in Veneto è una cosa, un fiore all'occhiello, e si fa di tutto. Chiara è circa 2 anni che fa parte della nostra associazione e sta diventando non solo una voce importante per il coro, perché ha una bellissima voce, lei non ve la fa sentire, ma magari dietro le quinte può farlo perché merita, ma una voce importante per fare avanti di quelli che vengono a vedo sempre, e lei sta facendo un lavoro egregio anche per portare queste nostre voci un po' nascoste alla portata di tutti. Ecco, voglio dire grazie Chiara, siamo tutti contenti. Grazie a te Cristina. Grazie veramente. Io chiederò a Chiara di venire con il coro, magari prossimamente, quando magari sarà anche pronto il libro. Sì. Ecco, ospiteremo il coro di Chiara, di questa anche associazione, inviteremo anche l'associazione. Vedi Maria Cristina, hai detto una cosa giusta, sia un fiore all'occhiello, però questo fiore all'occhiello sta disturbando qualcosa, ci stanno segando. Guardate quello che non ci chiedono al mondo del volontariato, veramente come cartaceo, come online, cosa non ci chiedono di fare, numeri su numeri, chili su chili, dobbiamo scrivere tutto. Ieri mi è arrivato dal banco alimentare 2 bancaletti di roba, io dovrei andare avanti un mese con 2 bancaletti, con un po' di pasta, un po' di latte, un po'... Ma dove va? Ma dove andiamo? Ma si rendono conto che le famiglie devono mangiare? Ma chi c'è che decide la quantità in base a cosa? Ma queste persone mangiano durante la settimana, vanno a fare la spesa durante la settimana. Ma cosa faccio su una settimana? Cosa do? 2 litri, 1 litro di latte, mezzo chilo di pasta, mezzo chilo, 1 chilo di farina, una passata di pomodoro? Ma io le dico queste cose, basta! I soldi devono essere dati a chi veramente dà la possibilità di star bene le famiglie. Io devo comprare tutto e lo faccio grazie al 5 per 1000. Gli assegni che voi vedete ogni giorno a fine trasmissione sono gli assegni che grazie a voi riesco a dare per far respirare un po' le persone. E stanno cercando di segarci. Ci chiedono l'impossibile, poi viene la ministra, non siamo neanche invitati, nessuno sa della ministra, perché? Perché c'è sempre qualcuno che ha deciso chi deve incontrare la ministra, e noi chi siamo? Ma è questo il mondo del volontariato, il fiore all'occhiello per qualcuno? Allora, prima di salutarci con Chiara Ircetti, io vorrei sentire come ci saluta veramente il nostro parente, che ringrazio prima perché abbiamo aperto quei fuochi d'artificio e sono felice stamattina, e li ha visti anche Chiara e tutte le persone che magari dal vivo non riescono, hanno visto una cosa bellissima. E secondo, ecco, cosa diresti alla politica come imprenditore? Ecco, politica italiana parlo, perché poi l'Europa è un altro, il mondo è un altro, a quelle italiane, visto che prossimamente siederanno su poltrone importanti, speriamo la meritocrazia, speriamo che le segreterie capiscano che devono mettere le persone che sanno, le persone che capiscono, che hanno alle spalle un vissuto su quel tipo di poltrona. Prego Antonio. Cosa si può dire? Bisogna dire che devono aprire un attimo gli occhi, insomma, cercare di dare più voce, più spazio a chiunque e soprattutto dare un attimo un po' più di impegnarsi un po' più di prima, che non accadano queste cose e che tutto vada un
po' meglio, cioè, diciamo che è un po' fatica a dire un politico cosa deve fare, perché se uno si candida per fare il politico, secondo me dovrebbe avere già tutti i requisiti e anche il volere e la fame per fare qualcosa di positivo, quindi spero che venga fatto qualcosa di veramente costruttivo e positivo per tutto, per la regione, per l'Italia, per tutto. Insomma, questa cosa deve un attimo migliorare. Grazie Antonio Parente, questo creativo, abbiate visto cosa riesce a fare, cosa veramente riesce anche a esprimere con la sua creatività, tutti agli occhi al cielo, con le bocche aperte, spalancate. Questi sono i nostri creativi e sono italiani, italianissimi e anche veneti, direi. A un certo punto ci sta anche bene, perché siamo anche bravi nel Veneto. Cristiano che sei solo Roma, Sicilia che siamo anche noi altri, qualche volta qualcosa, ecco, forse riusciremo a far capire che il Veneto non a caso era nato il ricco ex nord-est che manteneva tutta l'Italia. Questo lo dico io perché anche è vero, la locomotiva partiva da qua. Allora, cara Chiara, come ci saluti, cosa vuoi dire? Vai. Allora, io intanto volevo ringraziarvi per avermi ospitato. Vorrei rispondere un attimo a Cristina, che è la nostra presidente del coro dell'associazione Avid. Hai sentito, Cristina, ci inviteranno qua insieme a tutta l'associazione, dicendo anche un'altra cosa, rappresentando un po' anche tutte le storie delle persone che fanno parte del coro. Allora, il mio libro non a caso si chiama Sorrido a me stessa. Guardiamo anche la copertina un'altra volta, per cortesia, grazie. Vai Chiara. Dico sorrido a me stessa perché è proprio una forma autoironica che bisogna sorridere, perché io dico, come me e come tante situazioni che sono presenti di persone che hanno una disabilità, le persone praticamente sono soggette, tirano un assegno, che può essere l'assegno dell'invalidità con l'accompagnatoria 500 euro, oppure per esempio la mia mamma ha 749 euro di pensione, un 100% di invalidità e non gli viene dato niente. Mi chiedo, queste persone come possono vivere? Io ho un lavoro, sono grata di questo lavoro, però ho fatto i conti, io spendo esattamente 320 più 60 euro al mese di spese mediche. E allora dico, quando mi rivolgo a un patronato, quando vado a una qualsiasi associazione, bisogna fare, come hai detto tu, incartamenti e liste, ma parliamo di quali sono le soglie di reddito massimo per poter accedere a un qualsiasi beneficio. Allora, mi sono stati dette per un assegno di cura domiciliare di 120 euro al mese ci vuole un ISEE, ma lordo, di 17.000 euro al mese, allora 17.000 euro all'anno. Allora, se io vado a lavorare in questo stipendio prendo 1.300 euro, ma non guardano i 1.300 euro lordi, netti che prendo al mese, guardano quello che prendo al lotto, allora non ho diritto a niente. Allora ci sono una miriade di assegni a cui tu puoi fare domanda, ma non ho diritto a niente. E come me, tante di queste persone, perché parlo di ragazzi che hanno delle disabilità molto più gravi della mia, che magari devono fare, non lo so, quella che è una terapia con il cavallo, che è una terapia fisioterapica, ma sono tutte a pagamento. Allora, io sono venuta qui oggi per sponsorizzare il mio libro Sorrido a me stessa e spero che vi arrivi questa mia voglia, però il mio desiderio più grande è proprio che si abbattano le barriere contro la disabilità. Nel libro ne parlo molto e spero che possiate leggerlo con molto interesse. Come si intitolerà? Sorrido a me stessa. Ecco, avete capito il libro che noi presenteremo naturalmente. Prima di dare la parola a Alessandro da Milano, però vorrei anche che Chiara capisse l'importanza delle parole che ha detto questa mattina. Hai detto delle parole veramente importanti e ti ringrazio perché a casa riescono a capire, sai, capiscono molto bene a casa. Poi c'è qualcos'altro che riesce a superarli, ma a casa capiscono molto bene quello che hai detto. Tu è arrivata la carta dell'INPS della disabilità, la tesserina, ce l'hai? Sì. Come l'hai saputo? Che c'era questa... Io perché mi informo tutto tramite internet. Se no non ti era arrivato niente di... No. Ecco, anche capito? Per esempio il fatto che adesso se ho fatto l'aggravamento, come si rinnovava, mi devo sempre costantemente informare. Ringrazio Dio che ho una testa, ma se no, se perché tu non sennò nessuno ti informa. E se uno non è in grado di gestire tutto questo ambaradà online, ciao, abbiamo l'ultima Alessandra perché devo andare in pubblicità. Vai Alessandra.
Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, benissimo. Sono Alessandra da Milano, conosco sia Chiara che Cristina che hanno chiamato e volevo in teoria emozionare loro, ma sono emozionata io. No, un breve intervento per dire innanzitutto una cosa che ci unisce, che è il coro Avid ex Fiorellini. Io l'ho conosciuto ancora 30 anni fa quando ero scout e facevo servizio presso di loro. In teoria avrei dovuto servire loro, alla fine queste persone le persone che ho incontrato lì hanno servito la mia vita, veramente cambiandola e rendendomi una persona diversa, proprio per quello che Chiara testimonia. Esiste tuttora un'accoglienza speciale, accondizionata, senza differenze, dove l'unica cosa che vale è che siamo tutti esseri umani con un cuore, con una sensibilità e quindi con un grande bisogno di accoglienza, di essere accolti e di accogliere, ecco, questa cosa. Quindi un plauso a Maria Cristina, la presidentessa del coro, direttrice, a tutti i volontari, e poi naturalmente volevo spendere 2 parole su Chiara per dire come lei interpreta bene quello di cui abbiamo bisogno l'Italia, ha bisogno il mondo, di persone che hanno il coraggio, come lei, presentatrice, insomma, conduttrice, di denunciare ciò che non va, ma anche persone che si rimboccano le mani e le maniche e agiscono per cambiare le cose. Spesso si sente gente che si lamenta, che contesta, però a tutte queste contestazioni non fa seguire un qualcosa che cambia. Invece Chiara è questo. E l'altra cosa di cui secondo me l'Italia e il mondo ha bisogno è di persone che, oltre ad agire per sé, per i propri diritti, abbiano un occhio anche rivolto all'altro, come fa Chiara. E qui devo chiaramente citare la mia bambina, che è una bambina con una malattia rara, la mia Lisetta, che ha una disabilità, diciamo, completa per quanto riguarda le Guarda Alessandra, se avrai il piacere ti inviterò in trasmissione, parlerai anche di questa malattia rara. Io ne parlo tantissimo, invito anche le associazioni che si occupano di questo, perché sono temi che dobbiamo iniziare a parlarne, non si può più mettere la polvere sotto il tappeto, sono tantissime e bisogna capire che forse bisogna fare un passo più in là e iniziare anche noi a far capire che chi ha questa patologia, che anche in casa, che convive con questi problemi, devono dire quello che va bene e quello che non va bene, il rovescio della medaglia. Grazie Alessandra, grazie a Chiara Elzetti di essere stata con noi, grazie ancora a Antonio Parente, e io chiuderei proprio con l'ultimo video che ha mandato Antonio Parente, perché questa mattina abbiamo i fuochi d'artificio, facciamo i fuochi d'artificio, andiamo a vedere, ci vediamo subito dopo. Allora io questa mattina ho invitato
una persona a me molto cara, perché si dà veramente tanto da fare, anche se anche lei trova 1000 paletti, 1000 problemi. Non è facile riuscire a dare risposte quando non hai la possibilità veramente di poterle dare, perché te lo impediscono, perché tanti enti che si passano, uno capisce, uno non capisce, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra. Ne parleremo questa mattina con Deborah Marcon, segretaria del Sunia Treviso, segretario, non so, qua non me ne frega niente, l'importante è capire chi è la persona con la quale io veramente farò anche delle critiche molto forti, perché non è possibile continuare in un silenzio assoluto, che non danno risposte su una cosa molto importante, che è la casa. Ma chi di voi vorrebbe vivere in una macchina, vorrebbe vivere sotto un ponte? Perché queste sono le cose. Guardate, leggete anche i numeri che dà la Caritas, dei pasti che con la mensa danno tutti i giorni, quante persone vanno a mangiare a questo importante istituto, che se non ce l'avessimo dovremmo anche inventarlo. Saluto anche Don Barato, perché veramente ce la sta mettendo tutta, ma le esigenze sono di più. E poi avete sentito cosa arrivano ai nostri banchi solidali per un mese. Io dovrei andare avanti con questi 2 bancaletti di viveri, ma non si sa cosa sta succedendo. Però saluto anche un'altra persona molto gradita, che è il dottor Camillo Burato, esperto in biomeccanica, perché parleremo anche di questa biomeccanica. Siamo nel 2025, cosa ci dice? Ecco, questi veramente articoli sanitari, quasi direi, dottor Burato, che veramente riescono a far vivere le persone una quotidianità normale, direi veramente. E qua sono i geni veramente che abbiamo, che riescono a trovare delle cose incredibili, i nostri ricercatori, la nostra tecnologia. Guardate che andiamo sulla Luna e poi qualcuno ci vuole fermare al primo gradino, perché non si può andare oltre. Si può, ve lo dice la Mirella, dovete agire, anche voi a casa dovete reagire e dovete farvi sentire. Allora, partirei proprio da lei invece, dottor Burato. Cosa ci racconta? Ecco, dove è arrivata la tecnologia? Cosa ci racconta questa mattina? Andiamo, visto che abbiamo chiuso quei fuochi d'artificio, e poi andremo nella parte dolorosa. Prego, dottor Burato. Allora, buongiorno Mirella, sempre un piacere di partecipare alle tue trasmissioni. Ho seguito la parte iniziale e con uno stimolo forte a fare da parte di tutto, soprattutto per chi in favore di chi sta soffrendo. Io sono abbastanza vicino, molto vicino alle associazioni, e in particolare alle associazioni dei pazienti. Volevo iniziare con questo, prima di parlare dei fuochi d'artificio. Se vi volete tutti segnare che in collaborazione, anzi organizzato dall'Associazione Veneta e Nazionale dei Malati Reumatici e quella diabetici, organizziamo il 25 ottobre presso il Circolo della Marina a Venezia un convegno con alcuni tra i maggiori specialisti italiani trasversali, quindi parliamo della cardiologia, parliamo della reumatologia, parliamo del diabete, parliamo della riabilitazione. Il tema è stop al dolore. Quindi affrontare come le persone quotidianamente affrontano sia il dolore fisico, che può essere reumatico, può essere dovuto a problemi di mobilità. Noi sappiamo quanto importante sia muoversi, e questo è un messaggio importantissimo, ma dando qualche soluzione, quindi dal dolore fisico a quello psicologico. 25 ottobre al congresso, al Circolo della Marina di Venezia, con le associazioni di pazienti reumatici, e un po' abbiamo il patrocinio di tutte le ASL del Veneto. Bene, cosa fa? La tecnologia sta facendo passi da gigante. Vorrei partire da quello che è dietro la porta dell'angolo, e quindi è il monitoraggio. Voi tutti conoscete che cos'è l'Holter, per esempio. Se io ho un problema anche lieve al cuore, la prima cosa che ti fanno, vogliamo vedere nella vita normale cosa succede. Quindi
quindi ti mettono questo apparecchietto e ti fanno un monitoraggio per 24-48 ore. Ecco, la stessa cosa è possibile fare per il movimento. Voi sapete che il movimento, e questo è una cosa importante, è un messaggio che io do sempre all'inizio e alla fine dei miei interventi in relazione, domani sarò il congresso europeo di diabetologia, è quello muoviti, quindi let's move, che è quello, l'attività fisica è la prima, non lo sport tout court, è l'attività fisica, è la prima medicina. Ciascuno di noi, per favore, dobbiamo quotidianamente fare almeno quella mezz'ora di camminata veloce, un po' di muoversi, ma muoviamoci, portiamo fuori il cane noi, non mandiamolo fuori dal marito o dal nipote, andiamo a raccogliere i funghi anziché a tagliare l'erba in giardino. Fermo, dottor Burato, no, perché qua tocca un tasto dolente, dottor Burato. Ma si rende conto che noi dobbiamo iniziare dai bambini? Abbiamo un'obesità che veramente fa rabbrividire i pediatri e nessuno ne parla o pochissimo, perché è da là che si parte, dottor Burato. Tu non puoi pretendere che uno a 40 anni, 30 inizi a camminare se veramente non viene a patologia, è obbligato. È la cultura che manca. Ma ci rendiamo conto che lo sport e la ginnastica si fa dalla quinta elementare? Ma siamo fuori di tutte le regole del mondo, dottor Burato. Dobbiamo assolutamente, anche voi, dovete intervenire, non si può continuare così. Non si può, prego. Concordo, e quindi il tema centrale dove volevo parlare è il sovrappeso che porta poi all'obesità se non interveniamo. E un bambino su 3 al sud Italia ha un grave sovrappeso. Ma vale in tutta la nostra giovanissimi, a causa di permanenza eccessivo con questi oggetti che sono fantastici, fanno poca attività. E quindi questo è l'educazione che deve partire da noi, dalla famiglia, da cercare di spingere e star vicino a questi giovani o giovanissimi, proprio per evitare. Noi parliamo, allora, prima Dono parlava di fuochi d'artificio. È possibile già da adesso, oltre che monitorare il passo, oltre che il cuore, anche il passo. Ci sono sistemi, io vi faccio vedere per esempio dei plantari che sono come l'Apple Watch, come tutti conoscete, compagnia, più che altro per il cuore. Questo permette di monitorare, inserendo nella scarpa, monitorare il cammino delle persone. E per chi serve? Serve soprattutto per le persone a rischio, vorrei dire i diabetici in prevenzione secondaria, vorrei dire le persone che hanno problemi di stabilità. Voi sapete tutti che il problema principale nelle persone anziane è che a nonna non casca. Cioè il problema delle cadute, quindi prevenire, aiutare e compagnia, questo è fondamentale. E oggi questo è quello che è dietro la porta dell'angolo, perché è già in fase di test, quindi entro il prossimo anno sarà disponibile. Andando invece sul tema centrale. Fermo, dottor Burato, perché ho una telefonata, se no mi cade la linea, il centralino è delicato. Abbiamo Alfeo da Conegliano, poi riprendiamo. Vai Alfeo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io volevo fare un intervento con una domanda ben specifica, che siccome che io seguo abbastanza la politica e sto parlando con lei? Sì, io sto ascoltando, solo che la televisione è alta, la sentiamo anche noi, abbassa la televisione, così andiamo bene, e parla solo il telefono. Vai Alfeo. Perfetto, va bene. Allora, la mia domanda è questa, non mi allego ai discorsi che sono stati fatti precedenti. Siccome che io ho un'età già di 80 anni e vorrei chiederle dove sono andati a finire i soldi del Veneto
che qui ci dobbiamo pagare tutta la sanità. Pronto? Sì, ti ascolto, vai avanti, solo questo, devi dire qualcos'altro. Questa domanda, lei è in grado di darmi una risposta in merito? Guarda, forse se fossi presidente della regione potrei anche dartela, ma siccome non lo sono non posso dartela perché non so dove sono andati a finire. Io non faccio i bilanci regionali, non faccio i bilanci nazionali, faccio il mio bilancio, quello sì lo devo fare, lo devo anche presentare, quello te lo posso dire se vuoi, ecco, perché è quello che io dico sempre al FEO, che se per cortesia possono essere più trasparenti dove vanno a finire i soldi, ecco, devono dirlo, devono venire davanti alle telecamere, a tutte le telecamere, e dire dove vanno a finire i soldi che versiamo. Devono dirci dove vanno a finire, perché poi parlano di miliardi come fossero caramelle, sono soldi nostri, su opere che a noi non interessano minimamente. Penso che in questo anno 2025 le opere che vorremmo sono ben altre da quelle che sentiamo parlare, non sono quelle che a noi interessano. Siamo fermi completamente, lo sentite anche dagli imprenditori, dagli artigiani che sono quasi tutti spariti, dalle famiglie, però il loro raggio d'azione è un altro, non c'è niente da fare, non è quello del popolo italiano che vuole altre cose, soprattutto anche in fatto di sicurezza. Ultimamente una cosa da rabbrividire. Le leggi non ci sono, non abbiamo le preferenze per votare chi vogliamo noi e andiamo avanti così che tutto va bene, Madama la Marchesa. Grazie al FEO. Allora, Deborah Marcon, poi ritorneremo da Buratti. Intanto abbiamo sentito la tecnologia che avanza e fa molto piacere sentire, ecco, questi nuovi prodotti che saranno nel mercato prossimamente per dare la possibilità di vivere anche più serenamente con certe patologie. Ma quello che sente invece Deborah Marcon come presidente del SUNIA, segretario, cosa sente? Com'è la situazione? In realtà le domande che si faceva il signor Alfeo sono in parte anche quelle che arrivano nei miei uffici. Poi anche lì in realtà i bilanci in realtà della regione sono reperibili e per avere le specifiche di ogni singolo elemento si può contattare il proprio referente locale, perché comunque ogni provincia ha i suoi eletti e ogni eletto ha l'obbligo di ascoltare i cittadini ed eventualmente, se sa la domanda ovviamente, la risposta ovviamente rispondere, ma in caso fare anche delle interpellanze in regione e quindi portare ai cittadini le risposte che stanno cercando. Purtroppo però sì, è vero, io ho un sacco di persone con meno della minima, in alcuni casi assegni davvero irrisori per continuare a vivere, per esempio persone invalide che non riescono più a lavorare a causa di infortuni che sono stati causati sul lavoro, che arrivano ad avere 400 euro di pensione, chi ha le pensioni minime perché magari ha avuto dei lavori saltuari che arrivano a 500 euro e degli affitti magari anche di 300 e passa euro che nel momento in cui io aggiungo le spese condominiali non riescono più a rientrare nei pagamenti e quindi rischiano gli sfratti o rischiano le decadenze. E buona parte di queste persone hanno anche problemi di salute che effettivamente non sono risolti nonostante noi dovremmo avere a parole la sanità pubblica, perché c'è sempre qualcosa che esula dalle possibilità di copertura, diciamo, sanitaria. Per esempio tutta la parte degli integratori che magari vengono prescritti per alcune patologie, ovviamente quelli non sono passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Qualcuno che ha delle patologie croniche deve provare a vedere se riesce ad avere per esempio degli appuntamenti nel privato, perché altrimenti fisicamente non muove più le spalle, non si riesce fisicamente più a muovere. Questo si aggiunge anche a situazioni in cui magari l'inquilino o l'assegnatario sono costretti a vivere in un'abitazione umida che presenta dei problemi sensibili a livello di manutenzione straordinaria e quindi sono al freddo, all'umido, con dei problemi di salute che non si possono pagare e
quello che effettivamente hanno a disposizione per pagare affitto e spese accessorie non basta, paradossalmente neanche in alcuni casi nel pubblico. Purtroppo nel momento in cui qualcuno ha delle invalidità o ha dei supporti di qualche genere, oppure quello che gli viene garantito come supporto economico non è sufficiente. Non è sufficiente al minimo, né per quanto riguarda le proprie spese mediche e nemmeno per quanto riguarda la manutenzione delle spese della casa. Questo purtroppo noi l'abbiamo visto in tanti casi sia nel pubblico sia nel privato, perché qualche privato che ancora magari ha dei prezzi modesti c'è ancora, però giustamente si trovano le persone che non riescono a mantenere nemmeno quello, e nel momento in cui non si fanno le manutenzioni straordinarie o non c'è la possibilità di pagare un affitto, una spesa di riscaldamento adeguata, giustamente peggiora la salute, quindi peggiora anche magari la possibilità di trovare qualche lavoretto per riuscire ad integrare quello che prendono con la pensione di invalidità, e in moltissimi casi vengono lasciati da soli. Da una parte possiamo avere dei comuni che cercano di fare del loro meglio, ma si trovano senza gli storni della regione o senza finanziamenti, con i fondi costituiti a livello nazionale azzerati. Altri comuni invece abbiamo anche la non volontà di agire, perché magari non sempre la soluzione è dare un aiuto economico, magari la soluzione può essere dare un'altra serie di aiuti che però non sempre i comuni sanno di poter dare, oppure non vogliono dare per ragioni che possono variare. Allora, iniziamo da questi discorsi importanti che ha fatto Deborah Marcon. Io sono stata a Venezia e ho visto tantissime isole, perché siamo pieni di isole, con dei fabbricati enormi, vuoti. Dove c'è una ristrutturazione è il privato, che naturalmente sorgerà un bel albergo, un bel qualcosa di lusso. Allora io mi domando, ma c'è la volontà di capire che forse dobbiamo aprire l'orizzonte, anche come amministratori parlo, in maniera diversa? Perché ormai l'unica parola che sentiamo è demolire e ricostruire, perché costa tutto tanto. Allora io sono convinta, io ve l'ho detto ieri che mi piacerebbe fare un giro magari anche con Deborah Marcon per vedere questi edifici che ci sono in queste isole. Penso che abbiano 200 stanze, certe perché sono ex fabbriche, ospedali, tutto chiuso nella desolazione totale. Ma vogliamo renderci conto che dobbiamo iniziare anche ad andare a vedere, a dirci perché non si interviene là. Si prende il vaporetto, si porta la persona che lavora anche fuori, nella casa, nell'appartamento. Non so quanti appartamenti verrebbero fuori, ho contato 3 isolette, su 3 isolette ho fatto conto che potrebbero esserci 600 appartamenti, su 3. Allora Deborah Marcon, vogliamo capire che forse bisogna iniziare a parlare di queste cose. Lei dice il bilancio, si può andare a vedere? No, no. Provate a leggere il bilancio. Vediamo quanti capiscono cosa è scritto nel bilancio. No, guarda, perché è facile dire vai a vedere in Inter. Intanto io in Inter non ci vado perché magari non riesco ad andarci. Ma siccome pago le tasse... Aspetta che mi si cascava, ho detto che i fuochi dall'ufficio stamattina. Ma siccome pago le tasse, io non devo andare in internet a vedere il bilancio. Tu me lo spieghi il bilancio a fine anno. Mi dice dove sono andati i soldi, dove li hai investiti e cosa farai per il prossimo anno. Perché i bilanci... che sono, guardate, sono impossibili da leggere, cioè bisogna che te vai col notaio, col ragioniere, col commercialista, ecco, anche con l'assistente mentale, perché a un certo punto te va fuori di testa, perciò bisogna che te capi anche quello, e spiegare dove hanno impiegato i nostri soldi. Guardate che se facessero questo, altro che i fuochi d'artificio, salterete tutti per aria.
perché di quello che riguarda veramente il sociale, la famiglia, la casa, il lavoro, la sanità, la scuola, mecca, 0,01 se c'è l'1, 0,02, ma dopo lo 0 però. Allora Deborah Marcon, non le pensa che dopo aver sentito quello che ha presentato anche il dottor Buratto, questi nuovi congegni meravigliosi, che poi chiederemo anche quanto costano, perché è giusto anche capirlo, chi può permettersi di vivere serenamente, di muoversi serenamente, in armonia, stando bene con se stesso, avendo una casa dove puoi arrivare la sera dopo una giornata di lavoro, con i mezzi che funzionano? Niente da fare, non esiste. Adesso vedremo cosa riusciranno a proporci, perché ci diranno anche le nuove leve, se saranno nuove, chissà chi che venirà fuori. Speriamo anche nei giovani, che sia anche qualche giovane, ma preparato, che ce ne sono anche di bravi. Cosa pensa Deborah? Secondo lei cosa stanno studiando? Che torta ci prepareranno fra poco? Allora, secondo me dipende. Appunto da chi verrà scelto, perché al momento non tutte le liste sono chiuse, dipende di chi verrà eletto e dipende dall'impostazione che si vorrà dare. Al momento, vi dico, noi abbiamo provato a richiedere che un 1% del PIL della regione venga dedicato alla casa, quindi alle ristrutturazioni, che venga dedicato alle nuove costruzioni, alle acquisizioni. Questa richiesta non è mai stata riscontrata, diciamo. Inoltre abbiamo avuto problemi anche di comunicazione con la regione stessa, ovviamente non direttamente io in prima persona, a parte quando avevo situazioni abbastanza disperate a Treviso e ho cercato il riscontro alla regione che non ho avuto, ma anche il mio segretario regionale ha provato anche con gli altri colleghi di Uniat e Sicet a avere degli incontri e non si è riusciti a parlare con la regione, quindi anche eventuali proposte che volevamo fare di persona non è stato possibile. In generale noi quello che abbiamo visto è un'assenza o comunque una diminuzione sostanziale degli storni per quanto riguarda il sociale. Per fortuna di recente è stato concesso ad Atter di tenersi anche la quota che veniva prelevata dalla regione, quindi comunque quella è una cosa positiva, perché è qualche soldo in più che rimane all'ente gestore, però grandi cose non sono mai state fatte, almeno per quanto riguarda noi come problema casa o delle ricadute che abbiamo, perché nel momento in cui c'è un problema sociale ovviamente ricade sulla problematica della casa, ricade sulla problematica sanitaria, ricade anche sulla problematica dell'ordine pubblico, perché può avere un sacco di sfaccettature sempre diverse. Se io lascio che si creino delle sacche di degrado, ovviamente regnerà o la malavita proprio così definita, ma anche delle situazioni in cui alcuni elementi dello stabile magari pretendono di essere loro a comandare quello stabile e allora si vanno a prevaricare i diritti di altre famiglie, che ovviamente, essendo tutte quante fragili, hanno meno forza per reagire, e nel momento in cui non hanno neanche il supporto o del comune o della regione, a seconda dei casi, diventa un problema sensibile. Per quanto riguarda effettivamente la lettura del bilancio, è assolutamente vero che è complicato, e anche per quello bisognerebbe fare attenzione a chi viene eletto in regione, a chi viene messo nelle liste, a chi diamo la preferenza, perché poi io devo, almeno in linea teorica, perché non siamo in Francia o in Inghilterra, dovrei potermi riferire a quella persona per avere riscontri, perché se io per esempio vedo il bilancio e mi dice x mila euro destinati alla sanità, però in che maniera io la destino alla sanità? La destino al pubblico? La destino agli accordi con il privato? Che tipologie di accordi ci sono? È tutto un mondo molto complicato
che tende a essere scollato, fra virgolette, a livello di informazioni e anche di difficoltà di gestione da quelle che sono poi le persone che lo subiscono, perché giustamente, come il signore al telefono di prima, si vedono le ricadute che bisogna pagare, le ricadute che non ci sono abitazioni e magari ci sono alcune problematiche che non sono visibili fino a che io non mi ci trovo, perché magari io ho sempre avuto la copertura sanitaria per alcune situazioni, mi trovo con una problematica che non è più coperta, oppure io non ho mai avuto problemi perché avevo la mia casa in affitto, tranquillamente ho sempre pagato regolare, mai avuto problemi con il proprietario, mi trovo con la disdetta, dico vabbè, quando ho cercato all'epoca non ci ho messo tanto, ho sempre pagato, ho sempre fatto il mio meglio, ho tenuto la casa che è un gioiello e anche meglio di come me l'hanno data, non avrò problemi a trovare qualcun altro che mi affitta. E invece o non si trova niente o si trovano case non idonee alla famiglia, magari possono essere case che hanno delle problematiche strutturali e vengono comunque messe in affitto, possono essere case troppo piccole per il nucleo familiare, possono essere case troppo costose per il nucleo familiare, possono essere case che magari hanno delle problematiche degli spazi, per cui una persona con disabilità si trova davanti alle barriere architettoniche e dice magari mi va anche bene non avere la casa mia, mi va bene avere soltanto una stanza e poi il resto lo condivido con gli altri, perché è l'unica cosa che mi posso permettere anche se ho un lavoro fisso e magari anche in ambiti che si pensa siano ben remunerati e ormai invece non pagano niente neanche quelli, però ho una disabilità, anche se sono autosufficiente, come faccio a prendere in affitto quell'unica casa che mi è stata offerta? Non riesco neanche ad andare in bagno. Claudio da Marano Vicentino, ciao Claudio, bentornato. Sì, buongiorno a tutti, bentornati dalle ferie a tutti. Grazie. Beh, praticamente adesso io sono scandalizzato perché hanno fatto si sono accordati, questo governo che abbiamo, che è una macelleria sociale, per 450 miliardi in 10 anni di attrezzature da guerra. Allora, facciamo finanziarie da 30 milioni di euro e questi firmano per 450 miliardi in 10 anni e ti dicono è il 5% del PIL. A parte il fatto che noi della Russia siamo amici, perché un russo si alza la mattina, la prima roba che vede nelle strade, vede le macchine che derivano dai stampi di Agnelli, degli italiani. Non penso proprio che ce l'abbiano con noi. E la seconda cosa è vedere buttare tutti questi soldi, ma ci impongono da comprarli da loro, quando anche noi abbiamo le case che fanno armi, l'Otto Melara, le altre case, insomma. Allora io penso piuttosto di fare queste grosse spese in armamenti, perché non aiutare in prima di tutto le famiglie, visto che che non c'è natalità, praticamente siamo in una situazione, siamo nell'era glaciale per quanto riguarda le nascite. Perché lo difendiamo questo paese se siamo nell'era glaciale delle nascite? Questo che chiedo io è spendere tutti questi soldi quando stiamo andando verso un periodo dove la gente ha sempre più bisogno di sanità e stiamo diventando sempre più vecchi. Questa destra è una macelleria sociale. Buona giornata signori. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio, torniamo dal dottor Buratto. Dottor Buratto, lei ci ha fatto vedere questa nuova tecnologia che farà veramente respirare molte persone, ma cosa costa questa, ad esempio quella bella suoletta che ci ha fatto vedere? Eccoci, naturalmente è anche giusto perché all'interno c'è una ricerca, non è come quello che vuole mangiare la pizza in Piazza dei Signori magari e che vuole pagarla 3 euro, magari col cameriere con i guanti bianchi, ma con mangiare solo la pizza, capite bene che c'è tutto un lavoro di squadra, ecco, dentro quella suoletta che abbiamo visto. Prego, dottor Buratto.
Allora, io volevo partire in alto per poi andare a quello che c'è oggi. Allora, questo è il futuro. Questo è il futuro dove praticamente avrai un portable, un laboratorio portatile dove puoi collegare a tutto e monitorare. Questo a chi va? Ho detto a parte a certi atleti per le performance, ma soprattutto per prevenire dei guai molto gravi e che costano socialmente al malato o alla comunità moltissimo. Se parliamo di un diabetico ad alto rischio, io ho speso più di 30 anni in questo campo della diabetologia, di prevenire la prima causa di amputazione. Quindi un messaggio è dire che se io ho questi problemi avrò la possibilità di avere uno strumento, ripeto, ma questo per l'alto rischio, che mi previene un'ulcerazione. La cura di un'ulcera costa migliaia di euro all'anno. Solo curare una piccola ulcera costa mediamente in Italia più di 8.000 euro al sistema sanitario e privato e personale, perché una parte è rimborsata, altra purtroppo a carico. Un oggetto del genere può costare, si pensava in affitto, qualcosa a noleggio dai 60 ai 100 euro a seconda delle necessità, ma vanno a prevenire l'altra cosa. Quello che invece io dico, noi stiamo oggi, cosa possiamo fare per migliorare la qualità di vita di queste persone? Stavamo parlando, leggo al discorso che ha fatto Deborah e che hai fatto te, Mirella, quindi bisogna prevenire sacche di degrado, e il problema è che la politica ha delle priorità che non sono quelle spesso dei cittadini. Io che spendo settimanalmente del tempo con le associazioni dei pazienti, dico le associazioni hanno voce in capitolo, assieme sono voti e la politica assieme, ripeto, ci ascoltano, e quindi questo è l'invito. Ritornando a noi, allora abbiamo parlato di patologie, quindi parliamo per esempio del problema dell'obesità, del sovrappeso. Io do un messaggio positivo: se noi ci attiviamo, e io ho mandato una slide che se magari dalla regia la mettono, cose da fare e cose da non fare, che era un po' riassunto. Quindi il sovrappeso dipende da noi, dipende da un insieme di cose di comportamenti. Ma se per esempio abbiamo dei dolori alle ginocchia. Scusi, dottor Burato, guardi che io non ho mica niente, mi dicono dalla regia non è arrivato niente, lei ha mandato qualcosa? Ieri sera, tardo pomeriggio, ho mandato 6. Ciao dottor Burato, entro le 16 al massimo, se no siamo una televisione. Bene. Allora io ricordo le cose da fare. Allora, no, fermo perché abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, poi riprendiamo. Bentornato Gianfranco, ciao. Sì, buongiorno signora Mirella, bentornata a lei. Grazie. E un grazie particolare ai suoi collaboratori che quando telefoniamo sono sempre gentili. Ecco, signora Mirella, lei si ricorderà quando hanno inventato il 110. Io ho telefonato subito, sono un pensionato, sono vecchio, e ho detto subito questa sarà una bufala. E io ho detto ma come mai lo Stato dà via i soldi al 110? E non lo parla più nessuno. Hanno fatto un buco immaginabile. Si ricorda quando io ho detto ma i soldi vanno dati per l'edilizia pubblica? Cioè, il privato, ben venga se anche il privato doveva mettere a posto i soldi, glieli do anche il privato, ma mi li deve restituire a tasso zero e faccio un'ipoteca sull'immobile. Invece quel 110 hanno messo porto terze, quarte, quinte case, non si è più vivato una meta, in più abbiamo subito un'inflazione tremenda sull'edilizia perché i prezzi sono spiccati del 30-40%. Ecco, volevo dire, anche su Unili si sono bloccati tutti, nei sindacati non ha parlato niente nessuno, è un povero vecchio come io che ho capito subito che era una bufala. Ecco, volevo sapere se solo questo, inventato da uno che non si sapeva mai quando faceva il comico o quando faceva il politico, adesso è sparito perché ha trovato che voleva anche lui 300.000 euro, non so come, hanno fatto la guerra interna anche loro. Cioè,
Questi sono sbagli che li porteremo a vita. Ecco, buongiorno e grazie, buon lavoro a tutti. Grazie a te Gianfranco Valeri, sono contenta di avervi sentito, state tornando tutti, mi fa molto piacere, anche se siete stati incollati tutta l'estate quando sono andata in vacanza, e vi ringrazio veramente. Allora continuiamo, prima di commentare con la dottoressa Marcos, continuiamo col dottor Burato che stava terminando questo importante racconto che ci sta facendo del futuro, del presente e del futuro, di come ci muoveremo. Prego. Partendo dalle problematiche del cammino per cui io intervengo di solito in questa trasmissione, noi abbiamo toccato il problema del sovrappeso e dell'obesità. Ecco che l'abbiamo trovato, guardi che bravo che è stato il regista, guardi, eccolo qua. Esattamente. L'obesità è qualcosa che è esponenziale, è cresciuto negli ultimi 30 anni, triplicata. In Italia abbiamo un obeso, non un sovrappeso, uno ogni cioè l'11% della popolazione è obeso. Ma se andiamo alla cosa importante, dire cosa possiamo fare? Dobbiamo fermarci prima, quindi cose da fare, tempestività. Quando aumentiamo di peso dobbiamo non aspettare, farsi studiare un percorso, quindi banale, quindi di avere una dieta adatta a noi, che non vuol dire non mangiare o mettersi a dieta, ma dare le cose che ci fanno meglio. E l'ultima cosa, muoversi adeguatamente, perché il problema qual è il centrale, le problematiche? Il piede collassa e poi le ginocchia vanno a X, si abbassano. A questo punto abbiamo dolore anche a fare le scale. Pensiamo chi abita per esempio a Venezia o abita in stabili senza scale, se ha più a sovrappeso più avrà problemi alla colonna ma anche alle ginocchia. Aspetti, dottor Burato, perché ha detto una cosa importante che a casa forse è giusto anche fare attenzione. Il piede collassa e le ginocchia vanno a X. Allora il piede che collassa non sono le ginocchia, ecco, spieghiamo bene perché è importante quello che ha detto, prego. Questo è un piede normoconformato, voi vedete che ha un bell'arco del piede, è normale. Se io ho un peso che è un adulto 70-80 kg medi, invece ci metto un sacchetto sulle spalle di 10-20 per non dire 50 kg, questo arco collassa anche per altre ragioni, ma e diventa così. A questo punto, collassando così, tutta quanta la struttura, le gambe che invece dovrebbero essere, mettiamo in asse, le ginocchia vanno verso l'interno e quindi lì nel movimento dell'articolazione del ginocchio vanno in stress, in tensione. Se noi andiamo un'altra, eccolo lì, lo vedete bene. Mi sa che i miei piedi da collassare ora, mi sa proprio che ho fatto il collasso, dottor Burato. Prego. E ora che mandiamo plantare, cosa serve? Con una piccola. Allora, noi la cosa che, parlando per tutti, e parliamo anche in termini economici, noi possiamo far fare un plantare che non è semplicemente migliorare la postura, non è solo per un patologico. Io posso fare un plantare su misura, che però può avere un costo elevato in certi casi e può essere rimborsato dal sistema sanitario. Ma spendendo 50-60 euro, questo è un plantare che è stato studiato con Rizzoli di Bologna, è stato studiato e testato con l'Istituto Auxologico di Milano, questo ha tutto un insieme di cunei, li vedete in giallo, a retropiede, ma possono essere gialli o neutri, non ha importanza per evidenziarli. Questi impediscono, riportano la postura corretta, quindi le mie ginocchia che mi battono all'interno si ripongono meglio in posizione e questo mi aiuta a ridurre il dolore. Un costo semplicissimo, cioè no semplicissimo, chi prende 600 euro al mese non è poco, ma
è un plantare protettivo che aiuta. Un'altra cosa, io ho molto a cuore le persone per prevenire, mi sto dedicando molto a prevenzione delle cadute. Ci sono delle suole particolari studiate, brevettate, che hanno tutto un sistema che la suola anti-inciampo, questa è sportiva ma può essere una scarpa tradizionale, hanno la punta rialzata che fa scivolare, chiamano i tappeti, chi ha problemi di cadere, per favore un messaggio, togliete i tappeti dal percorso, li chiamano killer nella parte bibliografia scientifica, quindi perché fanno un inciampo. Quindi una scarpa che può essere, sono scarpe che possono costare dai 100 ai 200 euro a secondo del tipo, quindi non stiamo parlando 500 euro. Una scarpa, anche la più economica, che può costare almeno 60 euro, uno ci mette sopra qualcosa, ma chi ha un minimo di invalidità 33 può averne diritto, è questo. Però dico con piccoli accorgimenti, quindi un plantare super morbido che quindi mi si adatta al piede, si modella. Chi può se lo fa su misura, altrimenti preventivo. Con queste piccole cose migliora la qualità di vita di una persona che ha problematiche, dolore ai piedi, dolore alle ginocchia o anche dolore alla colonna. Mi fa veramente piacere perché penso che tutti a casa siano interessati a quello che abbiamo visto e spiegato e fatto vedere dal dottor Burato. Allora, al prossimo presidente della regione chiediamo di mettere un assessore alla sanità che si occupi di denti, ecco, magari le dentiere gratis come era stato promesso in passato che non sono arrivate. I plantari, ecco, questi plantari e le scarpe per poter camminare meglio, visto che siamo una popolazione che sta diventando sempre più diversamente giovane, con tante patologie, perciò nel bilancio del 2027 e 28, perché ormai il 2026 non si può più, magari mettere anche queste cose che sono fondamentali, il mangiare e camminare, penso, ecco, la bocca e i piedi siano fondamentali per un futuro migliore a queste persone che, se siamo diventati così grandi, e lo dico sempre, bravi e belli, è merito di questi che hanno lavorato, i piedi sono collassati e hanno le ginocchia, come ha detto il dottor Burato, a X dopo tutto quel lavoro, che non c'erano di sicuro i mezzi che abbiamo adesso, e cosa hanno fatto i nostri diversamente giovani per far diventare un'Italia bella. Eravamo al quarto posto, quarta potenza mondiale, guardate dove siamo finiti. Ecco, detto questo, io ringrazio veramente il dottor Camillo Burato, esperto in biomeccanica, che veramente, se non ci fosse dovremmo inventarlo, perché anche come spiega, ecco, riesce ad arrivare veramente alle persone, ecco, non sta leggendo un bilancio che non si riesce a capire niente, ma abbiamo visto delle cose che tutti quanti abbiamo capito l'importanza di quello che ha spiegato e di quello che abbiamo visto. Grazie, grazie dottor Burato, buon lavoro e sempre grazie. Quando le novità lei ci chiami, che noi ci saremo sempre, perché è fondamentale, a mio avviso, questa comunicazione per la salute pubblica. Grazie veramente, mentre Deborah Marcon spero si fermi ancora un po' con noi, visto che abbiamo anche il presidente dell'ATE, spero che arrivi. Grazie, grazie, a fra pochissimo pubblicità. Ringrazio veramente Mauro D'Aziglio, presidente ATE, presidente provinciale per l'edilizia residenziale, assieme a Deborah Marcon, segretario SUNIA Treviso, perché dobbiamo iniziare a capire come siamo messi. Allora, voi sapete che vi ho raccontato di quella persona che è 3 anni che dorme in macchina su un parcheggio, conosce benissimo la situazione. Mauro D'Aziglio, questo presidente, io ho parlato anche con l'assistente sociale. Il problema è che tutti parlano, tutti dicono, ma alla fine questa persona è ancora nella macchina, nonostante sia arrivato primo in graduatoria. È una persona, no, come si dice a Lega, prima i veneti, prima i nostri, dice così Mauro, mi pare. Ecco, questo è nostro, tanto per capire, se non mi arriva a telefonata che color che ga pei, e ora in base a color si giudica. Questo è nostro, nostran proprio. 3 anni che vive in macchina, una persona per bene, come vi ho raccontato,
Mauro D'Aziglio nella precedente trasmissione, dove io l'avevo anche l'ho chiamato per metterlo alla conoscenza di questo caso, perché si deve pur partire da uno e poi si va anche dagli altri, ma da uno bisogna partire. Mi ha detto: guarda, se il comune è pronto io le chiavi gliele do. Parlo con l'assistente sociale, ho parlato anche col sindaco naturalmente, col sindaco Soligo, e non si va da nessuna parte. Non si riesce a capire. Allora l'assistente sociale mi ha detto che non è proprio come dice lei, Presidente, che le cose sono diverse. Vuole spiegarci com'è la situazione, visto che a Mirella il Presidente D'Aziglio piace molto perché è uno che parla chiaro, che dice le cose come stanno, poi a casa fate le valutazioni, poi abbiamo anche il Presidente del SUNIA, che perciò meglio di lei, se noi non riusciamo a capire, lei ce lo spiegherà com'è la situazione per una persona che è arrivata prima in graduatoria, che è 3 anni che dorme nella macchina, una persona per bene che ha avuto la sfortuna nella vita di incorrere nella perdita del lavoro e altro. Cosa si fa? Com'è la storia? Prego, Presidente D'Aziglio. Grazie Mirella dell'invito e saluto anche la Deborah del SUNIA, che ci conosciamo visto che condividiamo dei tavoli dove cerchiamo di lavorare per il nostro territorio. Io non voglio entrare nel caso particolare della persona, ma sulla metodologia. Ribadisco per l'ennesima volta che Ater Treviso è il gestore del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica della regione, collegato alla regione. Le emergenze abitative vengono date dal comune, lo ripeto, a caratteri cubitali, vengono date dal comune. Il Ater non può dare emergenze abitative. Ater viene chiamato dai comuni e i comuni gli dicono: ho questo caso, il comune con i suoi servizi sociali fa le valutazioni per le quali viene a dire che quel caso è un caso di emergenza abitativa e chiede che venga data l'emergenza. Io, come Ater Treviso e come tutte le Ater venete, non abbiamo un servizio sociale che possa fare questo. Quindi quando parliamo di emergenze abitative devono partire tutte dai comuni. Ovvio, gli immobili devono essere gestiti da noi, quelli di proprietà nostra, quelli di proprietà dei comuni vanno gestiti dai comuni, con risorse dei comuni. Anche tante volte parliamo di alloggi, e qua penso che Sonia mi possa confermare, di proprietà... chiedo scusa, Sunia, è normale. Scusami. Quando abbiamo degli alloggi di proprietà dei comuni che devono essere riattati, non basta dire Ater riatteli perché noi li abbiamo in gestione, ma devono anche fare il capitolo di bilancio dove stanziano i soldi per farlo, perché non è che Ater sistemi gli appartamenti conto terzi a spese proprie, li può fare solo se ci sono gli stanziamenti. Per quanto riguarda le emergenze, spero di essere stato molto chiaro e sono pronto a qualsiasi confronto. L'emergenza deve partire dai comuni, perché io non ho i servizi sociali per definire qual è il caso meritevole di emergenza abitativa. Avete capito bene? Livio da Padova, sentiamo il commento di Deborah Marcon. Vai Livio, ben arrivato. Mirella, ciao, sono contento di risentirti. Grazie. Bentornata, sai. Grazie. Dunque, volevo rivolgermi un attimo al Presidente dell'Ater di Treviso. Lei saprà senz'altro, Presidente, che qui a Padova ci sono tanti alloggi, il mio è anche compreso, che avrebbero bisogno di un minimo di ristrutturazione. Perché in tanti alloggi viene fatta, in tanti altri no? Volevo sapere questo, grazie. Caro Livio, prego, io sono andato da Livio, sì, ho visto anche l'appartamento di Livio, in effetti ha ragione Livio, bisognerebbe manutentarli questi appartamenti. Saluto il signor Livio, io sono presidente Ater Treviso e con difficoltà ma con tanto orgoglio e tante soddisfazioni porto avanti questo incarico. L'amico Businaro, che è il presidente di Padova, non posso sicuramente dire i motivi delle sue scelte, però tante volte noi ricordo che abbiamo un patrimonio edilizio estremamente vecchio, vetusto, perché nasce da una legge Fanfani, nasce con un dopoguerra, dove gli alloggi per tanti anni non sono stati manutentati. A volte non è facile fare le scelte, palazzina a destra o palazzina a sinistra, intervenire. Le risorse sono quelle che sono, però mi scusi Livio, ma non me la sento di
di accusare o di dare delle motivazioni per cui un collega, un'amministrazione vicina abbia fatto una scelta diversa dall'altra. Sicuramente sarebbe bello mettere mano a tutto, però mettere mano a tutto con le risorse economiche che abbiamo è ben difficile. Si fa quello che si può e so benissimo che anche l'Ater di Padova sta facendo il massimo per quello che è possibile. Siamo intervenuti in maniera importante con quelli che erano i fondi PNRR e Treviso l'ha vissuto in maniera importante perché siamo riusciti a intercettare 11 milioni e mezzo che abbiamo speso in tutta la provincia per riatti vari ed è successo anche a me. Vado a pensare a Treviso, Fronte Biscione, dove abbiamo sistemato una torre. Noi di torre ne abbiamo 5, ne rimangono ancora 2 mi sembra da sistemare. Quelli della torre che non è stata sistemata ci hanno detto perché loro sì, perché noi no. Quello che ha detto Livio. Non è facile, però si cerca di prendere quella presa peggio. Speriamo che ci siano nuovi investimenti e poter intervenire anche su questo. Non le nascondo che stiamo chiudendo adesso anche una manifestazione di interesse con le ESCO, che è una nuova misura dei PNRR, dove ci saranno tantissimi finanziamenti per poter andare a sistemare e efficientare queste tipologie di edifici. Speriamo che il futuro possa dare risposte anche a questi altri edifici. Sentiamo come commenta Deborah Marcon sia quello che ha detto il Presidente D'Azeglio e anche la telefonata che è arrivata. Prego. Sì, io mi ricollegherei a quello che dicevamo prima, cioè come le informazioni che sono presenti da qualche parte è difficile che raggiungano le persone che effettivamente poi subiscono delle decisioni politiche o di bilancio. Pertanto, e anche a supporto di quello che diceva il Presidente D'Azeglio, se ci sono necessità di fare tavoli, di fare incontri, di fare riunioni nei comuni, per capire, per anche istituire dei protocolli, di sicuro Sunia c'è e sono certa che anche l'Ater ci sia, per chiarire se ci sono dubbi, come va fatta una certa cosa, qual è la procedura corretta, eventualmente cosa si può fare, perché in giro per l'Italia, ma anche in giro per il mondo, per affrontare il problema della carenza di abitazioni o della carenza di fondi, si è fatto di tutto. Ci sono un sacco di progettualità che si possono mettere in pratica. Un sacco le abbiamo anche discusse in alcuni tavoli con Ater e Ater ha dato la massima disponibilità a provare a mettere in campo tutto quello che loro possono e le loro abilità per alcune progettualità. Magari è possibile ed è anche normale perché un amministratore di un comune ha un sacco di cose a cui pensare, è possibile che abbia avuto delle informazioni non corrette o che abbia avuto delle prassi non corrette a un certo punto e si è fatto certe idee, quindi è normalissimo che ci siano dei problemi, però sia i sindacati sia l'ente sono a disposizione per parlare, per chiarire, per fare dei protocolli in maniera tale che non appena mi succede il problema, io come sindacato so da chi andare, so come farlo segnalare, il comune sa come gestirlo e sa come interagire con Ater. Poi il problema delle ristrutturazioni è assolutamente tragico, ancora di più in realtà per quanto riguarda le proprietà comunali, perché come dice il Presidente D'Azeglio va messo il capitolo di bilancio, quindi è il comune che deve trovare le risorse per sistemare il suo appartamento o eventualmente trovare un accordo di vario genere, ma tutte queste cose, se io dico sono un comune, ho bisogno di questa casa sistemata, non ho la possibilità economica di sistemarla, si possono discutere anche questi, perché ci sono soluzioni che si possono mettere in pratica anche con questi e se soluzioni non si riescono a trovare perché non ci sono bandi, perché non ci sono fondi, perché non si può fare un accordo di qualsiasi tipo con Ater, si può fare un blocco sociale e di istituzioni che prenda e vada nelle sedi idonee, che possono essere la regione, che può essere lo Stato a seconda dei casi, e dire abbiamo un problema della casa che non riusciamo a risolvere, i soldi che abbiamo a disposizione non sono sufficienti, dobbiamo fare qualcosa, ci serve supporto. Perché, come si accennava prima, l'ultimo vero grande piano serio e grosso è stato Fanfani nel 72.
Cioè, a parte il fatto che io ho ancora le leggi di quell'epoca con poche modifiche e devo barcamenarmi con problemi del 2025 con leggi che sono state pensate per risolvere i problemi del 72. Allora io ringrazio Deborah Marcon che lascerà il posto, andremo con il professor Matteo Criveler, docente di un laboratorio di elettronica, insegnante, sentiremo anche com'è partita la scuola, poi il Presidente Dal Giglio commenterà le parole che ha detto Deborah Marcon, che più chiare di così penso non ci sia, più semplice di così penso non si possa fare questo tavolo. Il problema è, Deborah lo dico io, non lo dico io perché il Presidente non lo dirà mai, il problema è che bisogna vedere chi si siede attorno a questo tavolo, perché se abbiamo delle persone competenti che riescono a capire il problema che si discute, si risolve il problema, ma se tu hai delle persone che non sanno neanche perché sono sedute là, ma sono sedute e non vogliono e non riescono a gestire il problema perché non sanno cosa dire, fanno silenzio assoluto, finita la commissione, ciao tutti a casa, buonanotte, la casa e le chiavi le vedremo forse nel 2030 se va avanti così. Grazie a Deborah Marcon, andiamo a vedere questa sessione dell'ULSS 2 a Latter, di queste che abbiamo sentito, andiamo a vedere il servizio e sentiamo come lo commenta il Presidente Dal Giglio. È il futuro perché stiamo sempre più lavorando col Dipartimento di Salute Mentale sul progetto di vita individuale, che vuol dire portare le persone a crearsi un'autonomia. L'ULSS chiama Ater risponde, è firmato l'accordo tra le due realtà pubbliche per la cessione di un alloggio da dedicare alle emergenze familiari e sociali. Una richiesta partita dall'azienda sanitaria per ospitare alcune persone in difficoltà seguite ma che non si trovano in fase acuta. Stiamo passando sostanzialmente dalla fase di locazione dove oggi andavamo nei privati a una fase dove il pubblico reagisce in rete con l'altro pubblico e quindi di conseguenza oltre ad avere dei risparmi in termini di soldi di locazione abbiamo soprattutto un modo per collaborare insieme e recuperare anche degli immobili, delle realtà che sono pubbliche. Stiamo parlando in questo caso di 4 persone che sono già abituate a vivere tra di loro, ma questo progetto ha molte sfaccettature. Una di queste è anche fare in modo che queste persone nel giro di qualche anno possono essere talmente indipendenti da vivere da sole e quindi subentrare all'interno del gruppo appartamento altre persone. Ater destinerà un alloggio attualmente sfitto di proprietà che non rientra dunque nelle case popolari assegnate tramite graduatoria. Appena abbiamo visto questa richiesta che il direttore me l'ha sottoposta, mi sono sentito con un giro di telefonate veloce con il mio consiglio di amministrazione e tutti quanti in maniera unanime abbiamo deciso di collaborare, di lavorare assieme con l'USL per dare questa possibilità, per dare questo appartamento. Il locale si trova in Viale delle Nazioni Unite a Treviso e ci sarà un momento di relazione con gli altri condomini per spiegare il progetto. Verrà presentato, verrà discusso e tutti quanti assieme cercheremo che sia meno impattante possibile sul territorio, però sono persone estremamente normali che vengono inserite per un percorso di riabilitazione. Allora, un servizio molto importante, dei passi avanti si fanno, questi tavoli ecco, fortunatamente ci sono e ci saranno, si spera, con persone anche competenti che hanno voglia di dare delle risposte. Sentiremo come lo commenta il Presidente Dal Giglio. Saluto anche il professor Matteo Criveler, grazie. Grazie ecco, a me interesserebbe sapere anche questi studenti, ecco, cosa chiedono, si aprono le università ma non ci sono gli appartamenti, non si trovano stanze, sono dei prezzi incredibilmente alti per una stanza. Ma dove vogliamo parare? E poi troviamo questi immobili sfitti. Io ad esempio penso sempre, lui lo sa benissimo, a questa villa meravigliosa che abbiamo a 2 passi da casa, Villa Franchetti, per non parlare di Villa Margherita, per non parlare chissà quante stanze potremmo fare, ma costa troppo, costa tutto, troppo, bisogna buttare giù tutto, bisogna buttare giù tutto. Io invece comincerei a ragionare su quello che si può fare, su quello che c'è già, perché io studente devo avere anche la possibilità di avere un alloggio
di avere anche una cifra adeguata a quello che sono io, a quello che posso pagare, perché io sono molto preoccupata. Non trovano casa le persone normali, non trovano casa gli studenti. Com'è la situazione, professor Criveller? Cosa vorrebbe dire il presidente dell'Ater? Poi parleremo anche di informatica. Certo, buongiorno Mirella, grazie molto per l'invito. Oggi è un giorno particolare, il primo giorno di scuola per moltissimi studenti che ritornano tra i banchi dai primi gradi di scuola, insomma, e poi con il ciclo universitario che insomma, è pronto a ripartire dopo la sessione di recupero estiva. Sicuramente la tematica che affrontiamo oggi è una tematica importante. Moltissimi sono gli studenti universitari fuori sede. Moltissimi sono gli studenti che investono anche del denaro, insomma, per poter garantirsi un posto dove alloggiare, per essere anche vicini e pronti ad accogliere tutte le richieste e le frequentazioni dei corsi universitari che sono sempre più magari stringenti e anche con delle motivazioni insomma, importanti per gli studenti universitari. E quindi è chiaro che viviamo anche qui a Treviso con la cittadella universitaria che si sta sicuramente espandendo e ingrandendo questa problematica, e molto spesso i giovani studenti universitari insomma, poi si danno da fare, si rimboccano le maniche per poter trovare anche magari un lavoro nel periodo serale e durante la settimana, magari poi rientrando nella propria abitazione dalle proprie famiglie nel weekend, proprio per riuscire a contribuire insomma, alle spese dell'affitto. Molto spesso anche magari si mettono d'accordo con altri coinquilini per poter condividere insomma, e fare anche in questo piccolo senso comunità, perché come sentivo prima dagli ospiti che mi hanno preceduto, insomma, il fatto poi comunque anche di fare rete sia tra chi vive all'interno degli alloggi sia insomma anche tra le istituzioni, in questo caso anche magari facoltà universitarie che mettono a disposizione in alcune realtà anche degli spazi insomma, di collegio universitario o studentato, è assolutamente importante. Presidente, queste strutture che noi abbiamo, io penso ad esempio, lasciamo parlare di Villa Marchetti, che abbiamo sentito l'ex sindaco di Preganziol, quale ha detto molto chiaramente, si poteva fare, qualcuno voleva mettere a posto questa meravigliosa villa, però voleva costruire tutto attorno. L'ha detto l'ex sindaco di Preganziol, Galeazzo, come si chiama? Galeano. E allora ha detto, no, così non si poteva fare, e abbiamo detto di no. Allora io mi domando, qual è la volontà politica? Allora lei fa parte di un partito importante, il partito della Lega, un partito che diceva prima i nostri, soprattutto i nostri, e i nostri dormono nelle macchine, i nostri dormono sotto i ponti. Abbiamo sentito la Caritas, i numeri che sta dando, gente che lavora ma che non riesce a trovare un alloggio, non riesce, anche volendo, pagando un affitto di 500-600 euro, non riesce a trovare casa. Allora io mi domando, questi studenti che vogliono arrivare a questa laurea, a questi studi, nella maniera anche decorosa, dignitosa, non si va da nessuna parte, Presidente. Lei ce la sta mettendo tutta, e devo dire uno dei pochi che ci mette la faccia, che risponde alle domande anche provocatorie delle volte di Mirella, ma è così, cioè non c'è niente da fare, perché dico quello che vedo e quello che penso e sentono anche le persone, però bisogna iniziare a dare risposte, Penso a Villa Margherita, ma quante stanze si potrebbero fare là? Io ho un grande rammarico col sindaco Conte, quando davanti a queste telecamere ha detto abbiamo aperto, non la chiuderemo più. Ci hanno mandato via come che fossimo dei ladri. E senza nessun motivo, perché ancora non ho ricevuto niente. Pensate, solo Villa Margherita, voi non avete idea di stanze nuove, parlo, con bagno, nuovo, chiuso da anni. Perché? Perché non è a norma. Ma cos'è la norma? La norma è la villa a 5 stelle dove è stato aperto il ristorante, il gran lusso, l'hotel. Cioè, Presidente, lei, oltre a essere Presidente dell'Arte, sta cercando veramente di accelerare, e vedete che va d'accordo con la Sunia, che di sicuro una Zelega, Sunia, di sicuro no, però vanno d'accordo perché l'obiettivo è quello unico di aiutare, di dare risposte alla gente in difficoltà. Prego, Presidente. Allora,
Mirella, come da tua abitudine mai messo una montagna di carne al fuoco e non è semplice. Non so se partire dall'intervento prima del dottor Benazzi o se mettermi in questo... Vai dove vuoi. Allora, farei un piccolo passaggio su quello che ha detto il dottor Benazzi prima. Noi come ATR Treviso abbiamo ricevuto una richiesta dell'ASL di poter avere degli spazi per dei progetti di reinserimento di persone con difficoltà. Come ho detto sull'intervista, mi sono interfacciato con il mio consiglio di amministrazione, che è variegato come colori politici, ma tutti in maniera unanime abbiamo pensato di poter dare una mano e abbiamo fatto visitare degli appartamenti dove è stato scelto un appartamento più comodo e in questo appartamento, dove abbiamo chiuso un contratto con l'ASL, entreranno queste persone per un percorso di riabilitazione. Vorrei precisare una cosa: non stiamo parlando di ERP, edilizia residenziale pubblica, cioè quegli edifici che soggiacciono alla legge 39 e quindi sono soggetti a graduatoria. Questo per dire che non abbiamo tolto nulla a quelle che sono le graduatorie e le liste d'attesa, ma siamo intervenuti su edilizia sociale, quindi un altro ramo che, per fare un esempio, noi di ERP abbiamo circa 5.000 alloggi, di edilizia sovvenzionata ne abbiamo invece 200, quindi un pacchetto molto più piccolo. Quando noi parliamo, e quindi qua ringrazio l'USL e abbiamo già dato la nostra disponibilità per eventuali collaborazioni, perché se non diamo una mano, se non siamo qua per lavorare assieme, è meglio che andiamo a casa tutti quanti. Quindi qua la nostra massima disponibilità di tutto il Consiglio di amministrazione. Quando parliamo di scuola, parliamo di studenti, non è una materia che, sebbene le mie figlie sono piccole, perché io ne ho una alle superiori e una per l'ultimo anno alle medie, però ho vissuto in famiglia l'esperienza di miei nipoti. Io ho una nipote che ha vissuto in un appartamento a Venezia perché ha fatto architettura e un'altra nipote che ha vissuto in un appartamento a Padova perché ha fatto medicina. Tutte e due hanno chiuso il percorso scolastico, stanno lavorando entrambi e con ottimi risultati, che sono state bravissime. Però ho visto qual è stata la difficoltà dei genitori, quindi mio cognato e mia sorella, per gestire e per sostenere le ragazze. Diciamo che i risultati hanno premiato i loro sacrifici, però non è stato sicuramente facile. Ma questo adesso viene chiesto ad ATR quale mano può dare. Mirella, la coperta è corta. Io, scusami, adesso divento provocatorio, perché l'Italia ha distrutto tutto quello che era il welfare, ok? Perché io non voglio giudicare, non voglio dare opinioni diverse, perché tutti vanno aiutati, ma l'Italia non può aiutare il mondo, perché se noi continuiamo a importare esclusivamente povertà, andiamo a distruggere tutto quello che è il welfare e di conseguenza il sanitario, di conseguenza il pensionistico, di quello che hanno fatto i nostri genitori che ci hanno preceduto. Sicuramente le persone vanno aiutate, ma vanno aiutate quelle che meritano di essere aiutate. Non possiamo permetterci di aiutare il mondo, perché così andiamo a distruggere quello che i nostri genitori hanno creato in tanti anni. Scusami, ma questo è il mio pensiero. Non è questione, scusate, è questione di scambi di vedute. Io voglio sentire un giovane come risponde a quello che ha detto il presidente dell'ATL, il dottor Criveller, come risponde a queste parole che ha detto. Beh, allora sicuramente la materia è molto complessa e insomma il dottor D'Azeglio la sta esponendo molto chiaramente e poi non rientra molto tra le mie conoscenze. Sicuramente il problema degli studenti universitari è di trovare un alloggio, soprattutto in questi mesi, no? In cui c'è un po' il ricambio tra chi termina un percorso di studi, chi lo inizia, quindi sono mesi di fibrillazione anche molto concitati, insomma. I prezzi schizzano alle stelle, ma lo stanno schizzando in qualsiasi settore e quindi poi soprattutto si deve fare i conti, insomma, con quello che poi sono anche le risorse economiche e l'investimento che va comunque anche oltre la retta universitaria, che insomma soprattutto magari anche in alcune facoltà, in alcune situazioni, insomma non è assolutamente da trascurare. Cosa costa una retta universitaria? Allora, le rette universitarie dipende anche molto dalla fascia in cui si colloca un po' la famiglia dello studente
famiglie o dallo status proprio dello studente, che potrebbe anche essere uno studente lavoratore che si iscrive poi in un'età diversa al ciclo di studi. Comunque parliamo di rette universitarie che sono importanti, si parla comunque di migliaia di euro l'anno e si parla comunque anche di una differenziazione, insomma, anche un po' dal percorso di studi e dal ciclo unico o meno della laurea. Quindi comunque parliamo di un investimento importante per il futuro, per la conoscenza e la cultura dei giovani, quindi questo assolutamente è anche giusto che sia messo sul piatto. E l'alloggio fa parte anche di tutto quello che è il contorno per garantire al massimo il benessere dello studente universitario e che le possa permettere, insomma, anche di esprimersi, di vivere con la massima serenità e il massimo impegno quello che è poi lo studio, in modo da poter percorrere e portare a compimento un percorso con ottimi risultati, come diceva il dottor D'Arzilio nel caso delle nipoti, in cui poi ecco anche l'investimento fatto dalla famiglia in maniera cospicua possa avere anche un ritorno a livello di morale, insomma, molto importante, e poi questo di slancio dà una carica per l'inizio nel mondo del lavoro, che poi, insomma, è la ruota che fa girare tutto quanto. Allora, D'Arzilio ha detto: Presidente, dobbiamo aiutare chi veramente se lo merita, non possiamo aiutare il mondo. Perfettamente d'accordo, il problema è che non si aiuta neanche chi se lo merita. Perché questi ragazzi, come ha spiegato molto bene, allora, visto che il futuro è nelle loro mani, cerchiamo di parlare anche di loro, perché se cominciamo a parlare sempre di altre cose, non di quello che interessa, dobbiamo cercare di farli arrivare alla meta nella maniera giusta, perché loro hanno voglia di arrivarci, loro trovano il secondo lavoro, come ha detto, visto che non hanno voglia di fare niente, l'avete sentito cosa ha detto Criveller, loro si trovano i lavoretti serali per riuscire a pagare l'aretto, pagare l'affitto, si mettono assieme, questi sono i nostri bravi ragazzi che però non vengono aiutati e supportati. Avete visto le manifestazioni che hanno fatto anche a Padova, proprio per l'alloggio. Ecco, io sono convinta, Presidente, che lei, finché c'è, deve prendere in mano questa situazione, spiegarci cosa si vuole fare di questi lasciti patrimoniali che hanno lasciato ai comuni, queste meravigliose residenze che stanno andando nel degrado assoluto perché tutti passano il cerino, nessuno vuole prendersi la responsabilità, e se vuole qualcuno prendersi e far diventare questa villa un grande hotel, però tutto attorno devono costruire i grattacieli, i cubi, adesso sono di moda i cubi dappertutto, perché gli oneri di urbanizzazione interessano molto i comuni, molto. Non è ora di vedere anche a questo mondo, al mondo dei giovani, a quelli bravi, a quelli che veramente si impegnano, perché le sue nipoti sono arrivate ma hanno avuto la fortuna di avere una famiglia che le ha supportate, loro sono state brave ma hanno studiato e hanno vissuto nelle città dove loro studiavano. Questo è impossibile per certe persone, è impossibile addirittura con i mezzi di trasporto che abbiamo. Ecco, noi abbiamo veramente delle lacune incredibilmente. Guardate a Treviso cosa sta succedendo alla stazione, la Momo che non sa più da che parte gestire la cosa, il sindaco che non sa più che risposte dare, le ferrovie che non si riesce a capire quando lavorano, come lavorano. Presidente, cosa chiederebbe lei alla nuova politica? Lei che ha il coraggio di dire quello che non va bene e quello che va bene, io ce la sto mettendo tutta ma mi mancano i fondi, ma i fondi ci sono, l'abbiamo sentito, i fondi del PNRR non sanno neanche se riusciranno a spenderli perché mancano i progetti, manca la progettualità, non c'è, eppure basterebbe avere una visione a ampio raggio che forse qualcosa si potrebbe fare. Pensate solo nelle due citate ville che ho detto io, quanti ragazzi ci starebbero anche con dei costi anche moderati, a mio avviso, che non è che bisogna pagare 500 euro a testa una standard. Presidente, chi è che impedisce? Cosa c'è? Lei che fa parte della politica, chi è che ferma questa visione del futuro per i giovani, per i diversamente giovani, per le famiglie? Perché i soldi ci sono nascosti, quelli che servono a noi non si vedono, quelli che invece ci danno si vedono e sono sempre pochi, 0,000. Prego, Presidente. Grazie Mirella. Allora, vorrei tornare indietro una cosa. Quello che ha detto il dottor Criveller, che condivido pienamente, vorrei ribadire una cosa.
miei nipoti, che sono l'orgoglio dei genitori, della nonna, perché sono state entrambi incoronate dalla nonna, perché ci teneva in maniera importante, sabato e domenica facevano le cameriere su un ristorante. Ok? Perché lo hanno sempre fatto fino al giorno prima della laurea, di trovare un'occupazione diversa. Quindi sono perfettamente allineate a tutti i giovani che frequentano. Che sono bravi giovani. Che sono bravissime persone. Quando noi parliamo di fondi PNRR, i soldi ci sono, vorrei ribadire che, come hai detto, e ti ringrazio per le parole che hai usato nei miei riguardi, noi, come ATER Treviso, siamo stati quelli che hanno intercettato più fondi proporzionalmente di tutta la regione Veneto, perché 11 milioni e mezzo li abbiamo portati a casa e gli interventi si vedono, perché non è che non abbiamo i progetti, li abbiamo già rendicontati, perché abbiamo chiuso i lavori. I lavori sono stati chiusi, sono stati restituiti, gli edifici efficientati, sicuramente non hanno portato relativamente nuovi immobili da mettere sul mercato, ma hanno portato a degli edifici più performanti e quindi con una riduzione della spesa da parte dei nostri inquilini, che anche questo qua è un progetto, è un problema grandissimo, perché è facile dare un appartamento che però dopo ha delle spese di gestione che sono estremamente superiori a quello che è il canone d'affitto richiesto. Quando noi parliamo di fondi PNRR bisogna avere il coraggio di andarci dentro. Noi siamo stati la prima ATER che si è mossa per il nuovo progetto con le ESCO, perché nessuno ci credeva. Siamo partiti, abbiamo aperto i bandi, mi sembra che la raccolta scadeva il 20 del mese scorso, abbiamo avuto richieste da parte delle ESCO per proroghe, abbiamo fatto una proroga, poi non abbiamo più... Perché spieghiamo bene che non capisco ESCO, che è un'altra roba, questo è ESCO, spieghiamo. ESCO. Cioè la comunità europea ha cambiato un po' la misura, non dà più questi fondi che vengono gestiti direttamente da noi con dei progetti e quindi degli interventi di riatto, ma ci saranno delle società esterne, che quindi sono le ESCO, che interverranno nei nostri edifici, però edifici di proprietà complessiva nostra, perché non possiamo intervenire dove ci sono dei condomini, quindi con delle proprietà esterne, su edifici che hanno impianti di riscaldamento condominiale, perché va gestita in maniera condominiale, quindi loro interverranno con l'efficientamento degli edifici, avranno la gestione del calore dell'immobile e in un tot di anni rientreranno in quello che è l'investimento. Questo è quello che ci ha proposto la comunità, noi la comunità europea, noi ci siamo tuffati, poi so che si è mossa anche qualche altra ATER veneta, però noi abbiamo già raccolto, siamo molto avanti, abbiamo avuto sopralluoghi, perché queste aziende devono valutare i nostri edifici che noi abbiamo messo a disposizione, sappiamo che ci sono progetti che vanno dai 10 ai 30 milioni di euro, quindi stiamo parlando di cifre importanti e confidiamo di dare una risposta. Gli studentati, perché chiamiamoli così, o delle risposte agli studenti, sarebbe un grande onore per noi poter dare anche questa risposta, però ribadisco, noi siamo ERP, edilizia residenziale pubblica. Ha cambiato anche l'Europa, cambiate anche voi, oltre che ATER diventerete qualcos'altro. Hai ragione, te hai ragione, però nel momento in cui noi col nostro patrimonio andiamo a prendere una fetta e metterla a disposizione di altri soggetti, abbiamo sempre che quella grande torta che va ridotta e non riusciamo più a dare risposta, e quindi andiamo ad aumentare la lacuna su quelli che stanno aspettando. Forse bisognerà cambiare il gusto della torta, Presidente. Forse un'altra torta allora, può essere più appetitosa. Cambiamo in maniera importante. Come diceva prima la Deborah, gli ultimi investimenti seri fatti sono del piano Fanfani, siamo negli anni 70, non sono più stati fatti interventi nel nostro territorio. Io vorrei in maniera orgogliosa dire: fate un giro di Treviso, in zona Monigo, dello stadio di Monigo, ci sono 3 cantieri immensi. Quelli sono alloggi ERP, di edilizia residenziale pubblica, dove siamo riusciti ad avere grandissimi fondi e stiamo facendo
Partiremo con 3 sono già in movimento, partirà la quarta palazzina da 32 alloggi, altri 24 più 24 sono più giù, sono i più grossi cantieri di Treviso e li stiamo facendo noi, perché ci abbiamo messo la faccia e ci abbiamo messo anche, scusatemi, anche un po' il sedere nella griglia. Ecco, avete capito, e anche si sono tuffati, una cosa che molti non avevano capito, l'importanza di tuffarsi. Criveler, intelligenza artificiale, tecnologia, niente cellulari, come faremo? Velocissimo perché mancano 3 minuti, prego. Allora, oggi ai nastri di partenza la scuola e tiene banco questo argomento legato all'utilizzo dello smartphone in classe, con tutta una serie anche di misure che gli insegnanti, i dirigenti scolastici e tutto il personale della scuola insomma stanno cercando un po' di ricepire e di far proprie. Sicuramente non è facile districarsi in questa materia, nel senso che l'utilizzo del cellulare è una cosa che ormai abbiamo tutti i giorni, è un po' un appendice insomma quasi del nostro corpo, in bene o in male insomma, però è uno strumento di cui oggi insomma fin da piccoli ormai abbiamo accesso. Sicuramente il fatto di poter diminuire di molto l'utilizzo a scuola durante le lezioni io credo possa andare in una direzione di maggiore attenzione in classe, dove sicuramente viene fatto più del 50% del lavoro, nel senso che se riesco a seguire in classe la lezione con l'insegnante che c'è, lo studio poi casalingo mi viene molto più semplice. C'è tutta poi una materia da discutere sulla custodia di questi dispositivi, se delegarla comunque allo studente e responsabilizzarlo sul fatto di non poterlo utilizzare durante la lezione, o se doverlo posizionare in un angolo dell'aula con tutta poi una serie di dinamiche problematiche anche relative poi ad eventuali danni accidentali che possono capitare al dispositivo, che ormai comunque hanno dei costi importanti. Un minuto, intelligenza artificiale? Allora, l'intelligenza artificiale ce l'abbiamo sull'app, ormai abbiamo scaricato l'applicazione tutti quanti sul telefonino e... Ce l'ha, Presidente? No. E a cui domandiamo insomma le più disparate cose di vita quotidiana, a volte anche di curiosità, perché no. È sicuramente uno strumento che, come ho detto anche altre volte, dobbiamo imparare ad utilizzare perché ci affianchi ma non ci sostituisca, perché nel momento in cui veniamo sostituiti da questo insomma la nostra sfida la perdiamo secondo me, quindi è importante fare formazione sull'utilizzo buono, sano e affinché ci possa essere di aiuto ma non in modo troppo eccessivo. Grazie veramente, grazie al professor Matteo Criveler, docente di elettronica, grazie di essere stato con noi, grazie a Mauro D'Argilio, presidente ATER, presidente provinciale per edilizia residenziale. Io spero che l'ATER si ampli, ecco, diventi ancora più grande e prenda in mano questa situazione dei giovani che veramente dobbiamo riflettere tutti quanti. La possibilità, ben volentieri. Ecco, perché veramente qualcuno deve cambiare registro, di là non piove. Adesso andiamo a vedere l'assegno vostro che Mirella ha dato in questi anni, ogni giorno ne faremo vedere uno perché la storia è storia. Grazie e buona giornata. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo ritornati a Fosse di Sotto perché c'è un'altra famiglia, una coppia da aiutare, Giovanna e suo marito. Ciao Giovanna! Buongiorno. Giovanna! Ehi là, guarda qualche giovanotto, ciao caro, ciao! Allora Giovanna, cosa ti è successo? 5 minuti ho visto la fogna venire in cucina. Fogna, proprio, ecco. Ci siamo spaventati, marito e la figlia. Poi è uscita, ha chiamato aiuto, vicini, in 8 persone abbiamo buttato fuori. Salvare il salvabile, però... Quanta paura che avevi? Tanta, perché ho visto l'acqua che scendeva dalla strada, ho detto mamma mia, qua viene giù la fine del mondo, forte, perché venivano, ma guarda sassi enormi, faceva paura, e dopo anche più basso, però l'acqua, ecco, però una volta scendeva piano, adesso sono bombe d'acqua, perché su 5 minuti un disastro. Quasi entra l'acqua, insomma. A fogna più che acqua. Maria, guarda che caos. Ti sei ancora sotto sopra? Sì, beh, adesso domando qualcuno che li aiuta, allora portiamo via tutto e... Mamma mia, un fiume qua. Come che viene dopo? Vedo già sotto la lavatrice. Figati vedi su altre persone, ti dici mi fa
pecca, perché vero. Però quando ti tocca a sotto spalle ti dice se è veramente doloroso, ecco. Ti dici tu fatiche e sei andate in fumo. Ascolta, ti te mega chiamà e ti mega detto Mirella non vi affasso neanche a me. Sì, perché economicamente meno sono in pensione. Mio marito ha una piccola pensione. E ora cosa facciamo adesso? E voilà! Ecco qua, Mario Zappa. E ora questo è l'assegno della grande famiglia dell'Ente Veneta, che ha capito che era in difficoltà tanto anche a voi altri, perché è una casa veramente umile che ha bisogno di essere rimessa a posto, perciò vi darà la possibilità di fare qualcosetta anche a voi altri e così siete più contenti. Da 30 anni che soffriamo. 30 anni che soffriamo. Cosa dura, Mario? Non è successo tutto. No? Sta a pianza, Mario. Che te emozioni, Mario, a pensare al passato? Sì. Perché spiega... Fa vedere che sono, ma dopo... Non so come spiegarmi. Non ti sono spiegato, Mario. Guarda, dai, intanto Giovanna Casena, una riflessa. E dopo sì. Dai, un fiamo. Da Mario, ti anche tanta gente che ti vuole bene. Secondo te, Giovanna, cosa può darci fare, non so, il tuo sindaco? Cosa vorresti domandare al tuo sindaco? Beh, lo ringrazio perché si è presentato diverse volte qua. Adesso speriamo che ne aiuti anche lui. E ti ha grande famiglia dell'Ente Veneta, cosa vuoi dire? Un ringraziamento. Tutto. Tanto dai, un sospiro. Qualcosa tiro su. Ma si arriva oltre a questo qualcos'altro, solo questo? Speriamo che ne arrivi. Adesso si arriva a questo per il momento. È il primo. Vedete una grande famiglia Rete Veneta che porta in giro i skei, È il primo aiuto. Perché tutti parlano, ma dopo quando che si tratta di questo, te vedi la famiglia Rete Veneta che arriva a Mireluccia, vero Giovanni? E ti ha grande famiglia Rete Veneta, cosa vuoi dirgli? Le ringrazio tanto perché su questi minuti ci sono stati a fianco. E io ringrazio tanto perché senza di voi altri mi cosa faria? Vedete quanto importante che sia gli aiuti che mi dai economici, perché se fa respirare un fiaste persone, perché le brave persone, le nostre persone. Ciao!